Ok. È partita. Ecco, invitiamo tutti a spegnere il video per avere la banda più libera, insomma. Ecco. E silenziate anche i microfoni, grazie. Vai pure, Livilla. Ok, grazie del supporto tecnico che insomma mi ha accompagnata. Va bene, buonasera a tutti. Allora, vabbè, io sono Livilla Maggi, sono un tecnico apistico di Api Lombardia. Di formazione sono una naturalista, quindi sono laureata in scienze naturali. Nello specifico mi sono occupata di entomologia e impollinazione nell'arco dei miei studi e dei miei approfondimenti, e nell'ormai fu stagione 2020-2021, dopo alcuni anni che facevo l'apicoltrice, ho intrapreso la carriera del tecnico. Ci tengo quindi, insomma, in questa fase introduttiva un po' anche a ringraziare le persone che mi hanno supportato, perché sicuramente quello che poteva essere il mio profilo personale, la mia idea era di base interessata all'argomento, ma devo dire che ho trovato dall'altra parte persone che mi hanno sostenuta e mi hanno anche formata. Quindi non è una formazione che è venuta dal nulla, ma grazie comunque all'associazione sono riuscita a crescere su questo argomento, e diciamo che oggi io rappresento questo lavoro, ma in realtà rappresento un po' il lavoro di tutti i miei colleghi tecnici, perché ovviamente se siamo arrivati ad oggi ad avere quello che abbiamo, che è sempre migliorabile, come dico io, però vuol dire che non c'è solo il mio lavoro, ma c'è soprattutto il lavoro del team dei tecnici e dell'associazione che ci supporta in tante parti, soprattutto in quelle politiche, dove delle volte noi tecnici non siamo molto politici, io per prima, quindi devo dire che questa divisione delle parti ha sicuramente aiutato il tutto. E oltre, diciamo, ad essermi occupata di avvelenamenti per Api Lombardia o come tecnico apistico, ho avuto anche l'occasione e l'opportunità di seguire un assegno di ricerca in ecotossicologia presso l'Università di Torino, dove ho conosciuto la mia ex collega, ex coinquilina ma amica, Maria Bortot, che citava prima Daniela, e quindi grazie comunque alla frequentazione del laboratorio, ma soprattutto alle conoscenze e alle competenze dei miei colleghi e dei miei professori, sono riuscita a crescere ulteriormente sull'argomento. Ho degli obiettivi che sarebbero davvero molto grandi da raggiungere, però io sono convinta che comunque oggi, come altre volte è capitato e diciamo ci siamo trovati a parlare di questo argomento, sia semplicemente un tassello, un inizio, uno spunto per costruire qualcosa di più grande. Quindi mi auguro che, ecco, io non mi aspetto, non pretendo di insegnare niente, però vorrei semplicemente cercare di trasmettervi quello che è intanto il mio interesse per l'argomento e la materia che mi sta particolarmente a cuore, e soprattutto quelle conoscenze che sono riuscita a raccoglierle, spero di riuscire a passarvele in maniera che possano essere il più applicativo possibile. Il titolo è stato scelto, non è un titolo casuale, è stato scelto ovviamente in una controcitazione, diciamo così, che letteralmente non vuol dire nulla, però c'è questo libro di Rachel Carson che è stato un po' diciamo un mentore, possiamo chiamarlo così, dello spirito che ci si deve mettere a perseguire questo tipo di interessi, che è Primavera Silenziosa, ed è stato un libro denuncia, un saggio di ecologia che invito, insomma, di cui invito tutti alla lettura, perché veramente a me personalmente ha aperto la mente su tante cose. Diciamo che se poteva farcela una donna all'epoca, possiamo farcela anche noi oggi, a perseguire e a portare avanti le nostre piccole battaglie. Va bene, direi di non perdere ulteriore tempo e inizio subito presentandovi quello che un pochino è il programma di oggi. Ho cercato di, diciamo così, condensare il più possibile gli argomenti. Avrei voluto parlarvi di un sacco di cose, tendo poi a essere fin troppo logorroica sull'argomento, quindi ho cercato di contenermi e spero che voi troviate interessanti i punti che vorrei toccare tanto quanto li ho trovati io, però ovviamente
l'argomento, come dicevo, è vastissimo, quindi qualora ci fossero altri punti che magari io oggi non riesco ad affrontare, ovviamente le mail che ho messo in capo e che rimetterò in coda sono a vostra disposizione, nel senso che possiamo parlare dell'argomento anche con focus diversi rispetto a quello di oggi. L'idea è sempre quella di condividere e soprattutto di costruire qualcosa di nuovo. Va bene, oggi facciamo una piccola introduzione sull'argomento, valutiamo l'impatto dei pesticidi sulle api e andiamo a vedere le diverse tipologie di avvelenamento con immagini, video di repertorio che grazie ai miei colleghi sono stati raccolti. Come possiamo intervenire, quindi quali sono le linee guida che sono state stilate in cooperazione con Regione Lombardia, quali sono le linee guida di operatività interna che utilizziamo in Api Lombardia. Vi mostro qualche dato a spot dei vari monitoraggi o dei risultati, degli esiti delle analisi che noi siamo riusciti a raccogliere in questi anni. Vi parlo di qualche cosina che in Europa si sta muovendo a favore diciamo di noi apicoltori, ma che ha bisogno del nostro sostegno, quindi dobbiamo sempre cercare, secondo me, di fare quella che può essere la nostra parte, pur piccola che sia. E poi vi cito il dossier della tossicità come uno strumento utile per la facile comprensione dei principi attivi che ci troviamo davanti o che stiamo scegliendo, qualora fossimo ad esempio anche dei usufruitori, cioè se noi dovessimo fare anche dei trattamenti, perché ricordo che comunque il prodotto fitosanitario noi non dobbiamo demonizzarlo in quanto tale, perché chiaramente come tutte le cose sarebbe opportuno vederne le sfumature di grigio, cioè non andiamo a dire che no, non bisogna utilizzarlo, insomma c'è modo e modo, c'è principio attivo e principio attivo, c'è dosaggio e dosaggio e c'è soprattutto il buon senso e la buona pratica. Quindi forse se avessimo più di quello che ci possiamo mettere noi umanamente parlando e meno chimicamente, riusciremo a trovare un equilibrio. Quindi insomma c'è bisogno di tutte e due le cose e bisogna cercare di perseguire sempre l'obiettivo. Qualche buona pratica urbana, perché purtroppo, che ci piaccia o no, anche in ambito urbano abbiamo problemi di avvelenamenti e in questo contesto si lega molto bene il discorso della lotta alle zanzare, che può essere una lotta integrata o una lotta ad ulticida. E infine quelle che sono le conclusioni che diciamo in questi anni di esperienza ho tratto, ma ripeto non da sola, io oggi parlo ma ringrazio soprattutto tutto il supporto e il team che tutti gli anni lavora insieme a me sull'argomento. Ok, intanto come introduzione mi sono fatta una domanda: perché siamo qui? Io credo che oggi bene o male tutti si sia qui per intanto c'è un problema, cioè ci siamo accorti che c'è un problema importante che è quello degli avvelenamenti da fitofarmaci e da biocidi. Il fatto che noi ce ne si sia accorti vuol dire che siamo arrivati, secondo me, a un punto in cui il danno è elevato e cominciamo a percepire questo danno come un danno estremamente rilevante su quello che è l'andamento della stagione o la mortalità delle famiglie. Questo danno chiaramente è provocato, nel caso in cui noi si stia appunto parlando della tematica di oggi, parliamo di danno provocato da fitofarmaco o biocida che viene utilizzato tendenzialmente in ambiente agricolo per la stragrande maggioranza e l'ampio consumo, soprattutto in quella che è l'agricoltura intensiva. In ambiente domestico, chi diserba tranquillamente il giardino di casa, chi fa trattamenti adulticidi alle zanzare e utilizza quindi dei biocidi, queste sono tutte dinamiche che secondo me sono molto più frequenti di quelle che pensiamo. In ambiente urbano, quindi la gestione del verde in sé, delle aree green che vengono destinate alla popolazione e nelle aziende florovivaistiche per la gestione e la crescita delle piante. Quali sono le conseguenze di questo problema, di questo danno che viene recato? Per quanto riguarda noi apicoltori, quello che è il danno e la conseguenza più rilevante è sicuramente la morte degli alveari. Abbiamo lo spopolamento delle famiglie che quindi causa una mancata produzione o un calo di produzione o comunque tutta una serie di problematiche nella gestione e nel riportare la nostra famiglia in uno stato sufficientemente adeguato perché in primis possa sopravvivere e raggiungere la fine della stagione e se ci scappa ci piacerebbe anche fare del miele quando ci capita, quindi anche questo è un fattore importante. Altra conseguenza importante è chiaramente se noi andiamo a danneggiare
sia la biodiversità dal punto di vista entomologico, che si stia parlando di api o che si stia parlando di insetti selvatici, api selvatiche, è la stessa cosa. Il risultato è la perdita dell'impollinazione. I fitofarmaci non fanno distinzione, cioè non è che selezionano le api rispetto alle osmie o alle andrene, insomma. Il fitofarmaco, quello che incontra in un determinato momento, può eventualmente danneggiare con determinate dinamiche. Quindi abbiamo la perdita di popolazione che ha una conseguenza. Questa conseguenza è l'impoverimento potenziale delle risorse alimentari. Quindi se otteniamo un effetto diametralmente opposto rispetto a quello che si spera di ottenere implementando l'utilizzo tante volte in maniera scorretta dei fitofarmaci, cioè quando voglio andare a produrre il 100% del campo, poi il rischio è quello che poi di fatto, se non c'è impollinazione, parlo solo di alcune tipologie chiaramente di sementi e di piante, poi non abbiamo neanche un ricavato da vendere sul mercato. E poi abbiamo quello che riguarda, diciamo, molto di più rispetto alle api domestiche, quelle che noi chiamiamo domestiche perché sono api smellifera, quindi api da miele, rispetto alle api selvatiche. Per loro c'è anche la conseguente causa della perdita dei luoghi di nidificazione. Quindi questo è un altro ulteriore danno. Ci sono specie selvatiche che nidificano sottoterra, nidificano nelle bordure di campo, nidificano nella necromassa dei boschi. Quindi diciamo che ci sono proprio delle specie di api selvatiche che necessitano di una qualità ambientale estremamente elevata. Tante volte noi apicoltori spostiamo le api, le portiamo da un'altra parte, facciamo prendere una boccata d'aria alle nostre api e cerchiamo di risolvere il problema. È chiaro che di questi insetti selvatici obiettivamente non se ne occupa nessuno e quindi è molto difficile intanto capire il danno reale che stiamo facendo, ma soprattutto riuscire a intervenire per salvaguardarli al meglio. L'apicoltore, che ci piaccia o no, è la sentinella del territorio e quindi è la sentinella dei suoi alveari ed è la prima persona che si deve accorgere di che cosa sta succedendo e provare a capire, sulla base del fenomeno che sta osservando, se ci sono delle caratteristiche che possono essere facilmente riconducibili a una potenziale esposizione a un avvelenamento da fitofarmaco. Vi ho messo qui in basso a sinistra un video, è un video dell'IZS che è stato fatto un po' di tempo fa, che riguarda in teoria il discorso appunto del fitofarmaco, del buon utilizzo del fitofarmaco in ambiente agricolo per salvaguardare api e impollinazione. Quello che mi dispiace di questo video è che è piuttosto carino e anche abbastanza accattivante come grafica, eccetera, eccetera. Io penso di non averlo mai visto se non sul sito dell'IZS. Trovo che questa tipologia di video che insomma invitano a una maggior sensibilizzazione riguardo a questa tematica debbano essere pubblicizzati in maniera un pochino più fruibile alla popolazione, ecco. Bene, arriviamo subito alla parte un po' più concreta, andiamo a vedere un attimino quello che è diciamo l'oggetto, l'attore principale di oggi, gli attori principali. Ho messo questo piccolo schema, questo piccolo rappresentazione a insiemi per spiegarvi quando si parla di pesticidi. Nei pesticidi rientrano sia i biocidi e sia i prodotti fitosanitari, però prodotti fitosanitari e biocidi non sempre vogliono dire la stessa cosa, nel senso che il prodotto fitosanitario è destinato a un certo tipo di utilizzo agricolo o domestico, alcune volte ci vengono venduti anche ad uso domestico, ma ha delle finalità che sono quelle di proteggere tendenzialmente le piante da parassiti, malattie, infestanti, funghi, tutto quello che vogliamo, mentre i biocidi hanno una diversa azione, cioè sono la maggior parte, se non la totalità, sono comunque insetticidi e sono tutte quelle sostanze, quei principi attivi che vanno ad uccidere ciò che è vita. Biocidi, ce lo dice un po' la parola, no? Ci dice che comunque l'idea è quella di togliere
la parte che ci dà fastidio del problema, e la maggior parte di questi sono appunto insetticidi. Vi dicevo prima, i trattamenti antizanzare sono trattamenti biocidi, di fatto non andiamo a trattare le colture perché le zanzare danno fastidio alle colture, le zanzare danno fastidio alle persone, portano malattie eccetera eccetera, quindi vanno debellate, vanno ridotte numericamente e di conseguenza utilizziamo delle sostanze che vengono definite dei biocidi. Nella macro categoria, diciamo, nel termine fitofarmaco o prodotto fitosanitario, il termine è, diciamo, è un sinonimo, il fitofarmaco è un sinonimo di fitosanitario, abbiamo diverse macro categorie. Quelle principali sono 3, all'interno delle quali poi abbiamo dei sottogruppi, potremmo arrivare fino al dettaglio massimo, ma direi che per quello che ci compete è sufficiente andare bene ad identificare e a riconoscere bene le 3 macro categorie che identificano gli erbicidi, che sono tendenzialmente utilizzati contro le piante infestanti e quindi vanno soprattutto utilizzati in presemina, post-semina, ci sono proprio dei momenti dell'anno, addirittura vengono fatti momenti sbagliati, non dovrebbero essere fatti in quei momenti, vanno fatti ad esempio in fioritura all'interno nell'interfila dei vigneti. Quindi diciamo che in base alla coltura che noi abbiamo davanti abbiamo anche un applicativo del diversa categoria del prodotto fitosanitario e diverso impiego ed utilizzo. Comunque l'idea è che quella che un erbicida vada ad uccidere una pianta. Poi abbiamo gli insetticidi che vanno ad uccidere insetti, acari, eccetera, eccetera, e poi abbiamo i fungicidi che invece vanno a debellare quelle che sono i funghi e le muffe. Tutto questo marasma di prodotti, prima di essere messo sul commercio e quindi essere anche fruibile sia con il nostro patentino dei fitosanitari, se siamo degli agricoltori e quindi facciamo delle lavorazioni di terreni, sia se invece stiamo comprando un formulato che va bene ad uso domestico, tutto questo passa all'interno di un organo di controllo che è l'EFSA. L'EFSA ci garantisce che quello che viene messo sul mercato è stato autorizzato e quindi non ci sono prodotti efficaci e sicuri. Vengono testati i prodotti sul mercato, quindi all'interno del medesimo prodotto, poi lo andiamo a vedere con la slide dopo, possiamo avere anche più componenti. Quindi di fatto quando io mi trovo davanti a un prodotto fitosanitario ho la mia boccetta classica e vado a leggere che cosa contiene. È un po' come se io stessi leggendo la scatoletta del farmaco. Quindi ho un bugiardino con tutte le indicazioni di rischio per me, che sono l'operatore, quindi quali sono i miei DPI, i miei dispositivi che devo utilizzare quando utilizzo un determinato prodotto. Ci sono tutta una serie di avvisi, di segnali di allerta, di emergenza che ci spiegano contro eventualmente chi stiamo facendo un danno, al di là di quelli che vogliamo contrastare, gli organismi, le piante che siano, però ci dice fate attenzione perché questo tipo di principio attivo in acqua può creare problemi agli organismi acquatici, può creare problemi all'avifauna, se ingerito può creare problemi ai mammiferi, insomma abbiamo veramente una caterva di diciture di sicurezza. Il problema è leggerle, nel senso che tante volte noi ci affidiamo a quella che è, io parlo di noi come popolazione in generale, ovviamente non di noi apicoltori, perché tendenzialmente noi apicoltori, visto che conosciamo la problematica, cerchiamo di non utilizzare o scegliamo molto bene il principio attivo e il prodotto da utilizzare, però diciamo che la popolazione mediamente si va, diciamo così, dal rivenditore e si affida alla competenza del rivenditore, che gli chiede semplicemente qual è il tuo problema, vuoi uccidere le piante, vuoi uccidere un parassita, tendenzialmente ci propongono qualcosa di sistemico, che quindi ha una grande persistenza ambientale, e questo è un altro problema. Quindi dobbiamo cercare di fare informazione e sensibilizzazione sull'argomento, soprattutto alle persone comuni che possono recarsi in qualsiasi centro per comprare un qualsiasi formulato e usarlo o nel modo sbagliato o male o fare addirittura un danno a terzi, e questi terzi potremmo essere anche noi. Cosa c'è quindi dentro un prodotto fitosanitario? Abbiamo la sostanza attiva, che quindi è il principio attivo, ed è quella parte di prodotto che va ad agire direttamente sul parassita, e tendenzialmente è anche quel tipo di sostanza che ci identifica il tasso di tossicità di quel determinato principio attivo. Poi abbiamo un antidoto agronomico che adesso per esempio è sotto indagine, per anni
sono sempre stati presenti all'interno dei formulati e dei prodotti, adesso finalmente la comunità europea si è posta questo grande dubbio, cioè ma questi antidoti agronomici, che va bene, li utilizzo, sono sostanze preparate aggiunti che devono andare ad eliminare o limitare l'effetto fitotossico, quindi vanno ad aiutare la pianta, no? E dicono, ah, poverina, insomma, gli abbiamo dato tutta sta roba intorno e quindi dobbiamo cercare un attimino di salvaguardarla. Bene, ma sono tossici, cioè nessuno si è mai posto fino ad ora questo tipo di problema, cioè non si sono mai chiesti se un antidoto agronomico che va bene per le piante non provoca danno poi ad esempio agli impollinatori. È in via di revisione, sono in via di revisione tutta una serie di antidoti agronomici che per anni sono rimasti sul mercato. Poi comunque parleremo di quelle che sono le normative europee, però diciamo a giugno c'è stata questa prima menzione, giugno 24, e dovremmo ottenere, in cui hanno raccolto tutte le informazioni di quello disponibile attualmente venduto, e dovremmo avere per, se non sbaglio, luglio 25, ma forse era anche qualcosina prima, dovremmo avere un elenco di quello che andrà bene, potrà essere mantenuto all'interno dei nostri prodotti messi sul mercato e che cosa invece non andrà più bene come antidoto agronomico. Quindi questo, se vogliamo, è un altro piccolo passo che possiamo dire di essere riusciti in un certo senso anche a conquistare. Poi abbiamo i sinergizzanti, che vanno a potenziare l'efficacia di una determinata sostanza. Questi sinergizzanti, per esempio, si utilizzano moltissimo con gli insetticidi, perché vanno a potenziare l'azione dell'insetticida. Questo capita spesso in un ambiente urbano in cui vengono fatti trattamenti antizanzare, per esempio. Poi abbiamo il coadiuvante, vengono quindi miscelati con i vari prodotti fitosanitari e ne aumentano anche qui l'efficacia. E poi abbiamo i coformulanti, in ultima battuta, che riducono la concentrazione della sostanza attiva, quindi vanno a diluire la sostanza attiva per evitare una determinata soglia di tossicità troppo elevata se noi utilizzassimo quel tipo di concentrazione per la sostanza. Ok. Vediamo un attimino l'impatto dei pesticidi che possono avere sulle api. Qui vi faccio vedere quella che è una serie, una carrellata, non mi soffermo più di tanto perché non è la sede, secondo me, non che non ci sia la voglia o l'idea, però dovremmo veramente soffermarci qui per un'altra ora e mezza per parlare solo di questo. Quindi vi presento quelli che sono un pochino gli ultimi lavori dal punto di vista scientifico della ricerca che sono arrivati ad oggi in materia di pesticidi, api da miele e api selvatiche. Quello che ci tengo a dire è che appunto la ricerca va di pari passo con il mondo apistico, soprattutto in questa tematica. Trovo che avendo avuto l'opportunità e la fortuna di lavorare in entrambi gli ambiti e a volte aver fatto da tramite, da collante tra le due parti, trovo che ci sia un problema fondamentale, che ci sono due linee di comunicazione completamente diverse, nel senso che abbiamo una comunicazione molto elevata che riguarda l'ambiente universitario. Spesso, sempre ovviamente la scienza, l'ambito scientifico utilizza ad esempio la lingua dell'inglese, non tutti sanno l'inglese e quindi è giusto creare anche dei contenuti sempre per un pubblico molto vasto e per andare a sensibilizzare questo pubblico che sia in grado di comprendere i contenuti. D'altra parte mi rendo conto che delle volte vengono prodotti dei lavori dal punto di vista della ricerca che fanno quasi fatica i ricercatori a capire, quindi dobbiamo trovare il modo, il meccanismo per provare a non semplificare per rendere banale, ma semplificare per rendere di facile comprensione il contenuto di tutti questi articoli scientifici estremamente interessanti. Quindi diciamo che non è un difetto, sono semplicemente due canali di comunicazione diverse e secondo me il lavoro del tecnico apistico è anche questo, cioè apprendere, comprendere da fonti di un certo tipo, in questo caso elevate dal punto di vista accademico, e invece
riuscire a trasmettere questi concetti, questi contenuti ad un pubblico molto più vasto, che sono gli apicoltori, la popolazione e tutti i portatori di interesse, ma soprattutto le istituzioni, che devono cominciare in un certo modo ad ascoltarci, e dobbiamo portare dati, dobbiamo portare scienza, e per farlo dobbiamo far sì che questi dati, queste scienze siano comprensibili e accessibili a tutti. Va bene, ho fatto la mia pipponata sulla questione, vado avanti. Allora, questo è un interessantissimo lavoro che ha qualche annetto, perché è un lavoro del 2021, però l'ho trovato particolarmente interessante intanto perché indaga il discorso dell'imidacloprid, e quindi era proprio un focus che volevo, che ricercavo quando stavo cercando lavori pertinenti e leggevo cose all'epoca. E poi ho visto che intanto si occupava di api selvatiche, qui nello specifico si parla di osmie, e c'è un evidente calo della prole, quindi della resa riproduttiva delle api femmine. Ci sono anche altri cali, ma quello che mi ha spaventato di più è stato questo meno 44% complessivo di tutte le femmine che sono state esposte ai imidacloprid. Questo 44% era fatto da diciamo 14%, poi ovviamente do tutti i riferimenti della presentazione eccetera, quindi il lavoro ve lo potete leggere per intero, e c'era una parte un pochino più bassa, quindi diciamo questo 14%, se non ricordo male 12-14, di osmie che non erano riuscite a riprodursi in maniera così efficace quanto le altre osmie che invece non erano state esposte ai imidacloprid dopo un solo anno di esposizione, che non vuol dire che sono state esposte tutti i giorni dell'anno, hanno subito una sola esposizione per quel momento dell'anno, basta. Le osmie che avevano subito addirittura 2 esposizioni in 2 annate diverse arrivavano fino a un calo del 30%, quindi secondo me questo è un dato molto importante che ci fa capire che a rischio non c'è solo ciò che vediamo, ma c'è anche proprio quelle che sono le future generazioni. Io credo che sia questo il problema principale su cui gli apicoltori si stanno accorgendo, cioè di cui gli apicoltori si stanno accorgendo, scusate, ma soprattutto perché vedono che le famiglie fanno fatica alla ripresa primaverile e che la resa, cioè, non è più la stessa resa, anzi tutti gli anni c'è la necessità di cambiare regine, quindi cambiare api, e questo diventa un costo per gli apicoltori che in stagioni come quelle delle ultime annate, secondo me sono semplicemente una grande mazzata insomma, che non aiuta. Bene, proseguiamo. Questo è un altro interessante lavoro che vi ho sottoposto, perché si parla di flupiradifurone. Il flupiradifurone, perdonatemi, è stato oggetto di ricerca perché si è visto, mentre è stato messo in un primo momento, è stato messo sul mercato dicendo che non c'erano problemi, non creavano danni sugli impollinatori. Benissimo, peccato che ci siano stati i danni, e soprattutto i danni sono causati dall'ingestione, quindi non tanto dal contatto con la sostanza quanto dall'ingestione, e di conseguenza abbiamo anche dei danni sul lungo termine, quindi l'esposizione cronica a questa sostanza crea dei danni soprattutto subletali sul comportamento e sulle generazioni eventualmente successive. Questo sicuramente è stata un'enorme scoperta, perché intanto ha fatto classare, cioè, diciamo, la classe di appartenenza di flupiradifurone si è modificata, e poi perché è stata proprio valutata come maggior danno quella che è l'ingestione del prodotto e soprattutto l'esposizione cronica. Poi abbiamo un altro lavoro un pochino del 2022, questo, che comincia a interfacciarsi e a parlare di quelle problematiche legate ai danni subletali e agli effetti dei pesticidi. Questo è stato più che altro un'analisi una meta-analisi, quindi una raccolta su cui si sono valutati soprattutto la standardizzazione di un'equazione di rischio. Quindi si è andato proprio a cercare di valutare qual è stato il rischio di esposizione che le api potevano avere, e quindi i conseguenti danni letali e subletali da determinate sostanze, e questo è davvero interessantissimo.
E poi abbiamo un lavoro più incentrato su quello che secondo me è la condizione che abbiamo oggi in Italia, è un lavoro del 2018, è stato fatto in collaborazione sia col mondo accademico sia col mondo UNAPI, e qui è stata fatta un'indagine a livello italiano di polline su 3 anni, e si è andato a vedere quanti e quali fossero i principi attivi che venivano ritrovati soprattutto in alveari che erano in zone limitrofe o comunque in areali vicini alle zone agricole. E la cosa interessante è stata quella che se abbiamo un piccolo sollievo, cioè il 38% del totale dei campionamenti ha presentato 0 pesticidi, abbiamo un drastico ribaltamento della medaglia, che è esattamente la stessa cifra, quindi esattamente il 38% aveva più di un pesticida. E poi abbiamo una parte, quindi un 24% dei campioni, che invece aveva un solo pesticida. Questo è un monito, cioè qui ci viene presentato quello che è un altro problema dei pesticidi, il problema dei cocktail dei pesticidi. Cioè ad oggi noi non abbiamo uno strumento che ci permetta di capire, comprendere quali possono essere i potenziali danni letali o subletali che possono fare i cocktail di pesticidi, e quindi dobbiamo cercare di andare continuamente a lavorare per sviluppare sempre al meglio quella che è la valutazione del rischio, del danno potenziale che si ottiene esponendo le nostre api per un periodo costante e ripetuto a più di un singolo principio attivo che non appartiene allo stesso macrogruppo magari di tutti gli altri principi attivi. Quindi diventa un grande cocktail davvero che le nostre api si fanno tutti gli anni. Ok, l'ultimo è un lavoro fresco fresco di un mesetto fa, che è stato fatto con colleghi sempre tecnici apistici e il mondo accademico. Qui si parla del mondo accademico della medicina veterinaria, e questo è l'impatto dell'agricoltura intensiva in termini di patogeni e virus su Apis mellifera. Qui si parla di pesticidi, si parla di quanto l'effetto di tutte queste cose vada anche ad aggravare la già precaria situazione e già il precario stato di salute che hanno le nostre api, che vengono costantemente esposte ad altri patogeni. E all'interno di questo lavoro, non ve lo voglio spoilerare, però è davvero molto interessante, vi invito a leggerlo, si capisce anche molto bene quant'è l'aumento e quindi questa incidenza che dà una conseguente mortalità più elevata delle famiglie quando abbiamo un'esposizione ai pesticidi, in aggiunta a tutto quello che abbiamo detto. Quindi c'è una maggior predisposizione all'aumento e alla proliferazione dei virus nella famiglia. Pare che Varroa prenda piede in maniera molto più veloce rispetto a quello che potrebbe essere un'infestazione e una crescita dell'infestazione media, e quindi diciamo che il tutto si abbina perfettamente a quella che poi è la nostra sindrome da collasso degli alveari, che non è mai un solo motivo, sono sempre tanti motivi, e nell'insieme dei motivi ci sono anche i pesticidi. Ok, se fino a qui ci sono domande? No, Livilla, puoi andare tranquilla, in caso ti fermo io. Ok, perfetto. Allora, arriviamo a quelle che sono le diverse tipologie di avvelenamento. Nello specifico parliamo di 2 macro tipologie, poi se vogliamo possiamo andare comunque a creare dei sottogruppi identificativi, ma direi che questi sono già sufficienti per discriminare bene 2 fenomeni ai quali ci possiamo sempre trovare davanti. Abbiamo la mortalità acuta e lo spopolamento. La mortalità acuta, potete vederlo dall'immagine, è molto più semplice da identificare, è più spiacevole, ma è più semplice, nel senso che quando ci troviamo davanti alla mortalità completa delle famiglie, degli alveari, eccetera, c'è poco da fare. È chiaro che lì c'è stato o un evento doloso, che non è scontato, purtroppo accade, e di questo mi dispiaccio molto, perché insomma si fanno tante battaglie per i pesticidi e poi c'è la mano dell'uomo che per dolo vuole crearci problemi. Va bene, a parte questo,
possono anche sopraggiungere dei fenomeni di mortalità acuta dettati da un certo tipo di esposizione ai pesticidi. E poi abbiamo il fenomeno dello spopolamento, che invece è un fenomeno più subdolo, più difficile da identificare e che solo una grande esperienza di campo e una grandissima conoscenza delle proprie famiglie, dei propri alveari, ci aiuta a riconoscere soprattutto in modo tempestivo. Qui piccole considerazioni, è chiaro che non è solo questo, però vuole essere giusto uno spunto. Tendenzialmente quando ci troviamo davanti alla mortalità acuta abbiamo api morte, morenti, tremolanti, che sono tutte più o meno localizzate o a terra nello spazio proprio antistante al pradellino, oppure addirittura sono talmente tante le api morte che riescono a rientrare in alveare e muoiono dentro l'alveare, che se l'apicoltore non riesce a intervenire per tempo, rischiano di tappare completamente l'uscita e di conseguenza soffocano anche le api che potenzialmente non sono state esposte. Questo succede perché non si riesce, muoiono talmente velocemente, talmente tante api, che anche quelle operaie spazzine, chiamiamole così, che buttano fuori materia morta, non riescono a stare dietro, o loro stesse poi vengono eventualmente considerate che se l'esposizione di una determinata sostanza avviene ad esempio per contatto e le api rientrano in alveare e si fanno pulire o per trofallassi si fanno uno scambio e magari hanno mangiato, chiaramente la sostanza passa anche alle sorelle e questo crea poi un conseguente danno a cascata sulla famiglia. Tra l'altro tantissime sostanze persistono e permangono negli alveari per tantissimo tempo, quindi è anche difficile poi riuscire a recuperare le famiglie senza un enorme dispendio di denaro e senza tanta fatica. Ok, poi passiamo invece allo spopolamento. L'abbiamo detto prima, è riconoscibile solo con un'accurata visita degli alveari. Se non visito i miei alveari, difficilmente riesco ad accorgermi di questo fenomeno. C'è un calo, una perdita, e questa perdita è dettata dalle bottinatrici, nel senso che quando si ha un fenomeno di spopolamento, la maggior parte delle bottinatrici è in campo a bottinare, viene esposta a un determinato principio attivo che può essere più o meno letale, ma che ne evita presto o tardi, negli enormi via vai, il rientro. Quindi noi non vediamo magari qualche ape morta lì davanti, ma il numero è un numero basso rispetto a quello di una mortalità acuta. Ce ne accorgiamo perché non ci sono, per esempio, api che portano polline, cioè le classiche bottinatrici da polline, noi non le vediamo. Vediamo che i melari sono completamente vuoti. Magari facciamo una visita, siamo nel periodo di massima, quindi c'è magari anche il picco della sciamatura, quindi insomma andiamo a vedere i nostri alveari ogni 4-5 giorni e ci accorgiamo che se li abbiamo visti 4 giorni prima, caspita, c'era un sacco di movimento, i melai erano pieni d'api, pieni di miele, dopo pochi giorni torniamo, vediamo se è il momento di portare via i melari, magari i melari sono anche da portare via, ma non ci sono api nei melari. E tante volte l'apicoltore, che è sempre di corsa, sempre tante cose da fare e insomma la stagione è sempre troppo corta o sempre troppo maledetta per produrre, alla fine non ci stiamo neanche tanto a pensare, carichiamo i nostri melari e ce ne andiamo. Ecco, dobbiamo ricordarci che siamo noi che dobbiamo capire che cosa sta succedendo, quindi l'apicoltore conosce benissimo i suoi animali e sa perfettamente come stavano quei 4 giorni prima. La situazione non può cambiare in 4 giorni in maniera così drastica senza che ci sia un motivo reale. Quindi anche l'autodirsi, perché alcuni apicoltori poi negli anni mi hanno detto: ma sai, quella volta io pensavo che fossero tutte fuori a bottinare, e allora io dicevo sì, e beh, però 4 giorni fa quando tu sei venuto di notte quando erano tutte dentro, non credo. No, sono venuto, allora anche lì erano tutte fuori a bottinare, però erano anche dentro. Cioè, non autoconvincetevi che quel fenomeno a voi non è capitato, perché è molto più frequente di quello che pensiamo, e quando abbiamo il dubbio andiamo a visitare sotto la famiglia, quindi andiamo a vedere che cosa, soprattutto com'è il presidio della covata, cioè se ci sono sufficientemente api per presidiare tutta la covata o se la nostra covata è
lì, ma a ricoprirla ci sono ben poche api. E soprattutto un'altra condizione, cioè il fatto che ci sia la generazione, ci sia un maggior percentuale della generazione giovane di api adulte rispetto alle api di una generazione più vecchia. Questo è un altro dei campanelli di allarme per gli spopolamenti, cioè io continuo a vedere api nuove che nascono e non riesco a vedere che cosa in realtà sta succedendo nel mio alveare, mi faccio confondere, passano 7 giorni, quelle api lì non sono più così giovani, si mischiano molto bene, magari sono in un momento in cui la mia regina ho una splendida genetica, quindi mi fa dei bellissimi muri di covata, si sviluppa benissimo, ho uno sfarfallamento di quella covata pazzesco, basta, non la vedo più. Però quello che vedo un calo nella resa, perché io è vero che ho api, ma quelle api non sono ancora abbastanza vecchie per fare le bottinatrici. Quindi mi manca proprio quella fascia di api che mi permette di produrre e questo è un danno enorme per gli apicoltori. Va bene, adesso vi propongo una serie di immagini che vi facciano un pochino capire quando siamo in campo, apriamo i nostri alveari, cosa può succedere con la mortalità acuta. Ecco, questa per esempio, vedete, qui ci sono ancora i telai, questo era un nucleo, ci sono ancora le api, ma la base è tutta ricoperta, c'è proprio un tappeto di api morte dentro l'arnia e poi ce n'era anche altrettanto davanti. Però ecco, questo è un avvelenamento acuto. Qui se l'apicoltore non fosse intervenuto, molto probabilmente a causa del rilascio delle sostanze delle api, eccetera, eccetera, anche le altre api sarebbero più o meno morte nell'arco di poco tempo ed eventualmente avrebbero intasato l'uscita soffocandone le altre. Questo è un altro intervento, questo è un intervento che è stato fatto dai tecnici Api Lombardia e dai veterinari ATS, poi vi spiegherò bene come funziona il nostro protocollo e quindi perché ci sono i veterinari, però se notate anche sulla superficie qui del pradellino, queste sono tutte api morte che rientravano e morivano sui tetti, sul tettuccio del pradellino, rantolavano, avevano degli spasmi, la ligula era completamente estrofressa, alcune vomitavano. Insomma, ci sono proprio delle condizioni che fanno veramente tanto dispiacere e questa è proprio una famiglia che è stata completamente, questo in realtà è tutto un apiario che è completamente andato in fumo. Questa, cavolo, mi si è sovrapposta dopo, cioè dietro, però si vede qui l'accumulo importante di api morte che in qualche modo hanno tentato, poi lo rivediamo in un video questo. E questo è il nostro veterinario, uno dei nostri veterinari ATS di una particolare zona, che cerca di quantificare il danno. Capite che qui c'è molto poco da quantificare, nel senso che qui sono solo tante manciate d'api morte e famiglie completamente andate. Questa era la foto di prima, che poi a chiusura della giornata c'è l'obbligo di smaltimento chiaramente delle carcasse e quindi c'è la necessità di smaltire anche queste api morte e di bonificare quantomeno le arnie per poter, mi raccomando, se succedono episodi di questo tipo, fate bonificare le arnie perché comunque le sostanze permangono nel legno. E altra attenzione, perché mi viene in mente dal legno, è capitato a dei nostri associati che grattando la propoli dal legno dei melari, quindi in teoria doveva essere pulito da sostanze utilizzate, farmaci utilizzati per l'apicoltura, c'erano dentro dei fungicidi che erano stati utilizzati per trattare il legno con cui erano stati fatti gli alveari. Quindi mi raccomando, ben consapevoli di che tipo di legno state comprando, che tipo di trattamento ha subito il vostro legno e di conseguenza, se non ne siete sicuri, mettete le reti per la propoli. Questa è un'altra informazione di servizio, però anche sì. C'è una domanda. Sì. Chiedono come si bonificano le arnie. Allora, diciamo che ai raggi gamma si riesce a disinfettare qualcosa, però è costoso e soprattutto perché l'arnia non è un telaino, si fa spesso con i telaini, l'arnia è molto grande, quindi non è proprio il massimo del consiglio. Si può fare con la fiamma, la classica fiamma, non bonificate al 100%, però sicuramente andate a ridurre. Il mio consiglio è comunque, cioè diciamo, se vogliamo bonificare l'arnia ben venga,
il telaino, per quello che ne vale, io lo butterei, nel senso che purtroppo nella cera permane, è un ottimo catalizzatore la cera, quindi rimane tantissima roba per tantissimo tempo. Nel legno altrettanto, il telaino è spesso frequentato, cioè spesso, sempre frequentato dalle api, e poi lì viene stoccato sia la covata e sia il miele che è destinato alla famiglia. Quindi telaini via, io li butterei senza pensarci troppo, però si possono provare a disinfettare ai raggi gamma, e le arnie eventualmente almeno passarle con la fiamma, almeno. Poi io comunque aspetterei. Tendenzialmente la maggior parte di queste sostanze, se non vengono alterate, vengono lasciate in ambiente aperto, subiscono anche delle alterazioni, quindi perdono di tossicità, perché c'è il sole, perché c'è l'acqua, eccetera, eccetera. E quindi se lasciate all'aperto, in campo, eccetera, eccetera, per 30 giorni minimo, diciamo che buona parte di queste sostanze già noi dovremmo averla tolta. Poi il passaggio alla fiamma, secondo me, è un'ulteriore bonifica che possiamo fare e ci costa poco. Ti ringrazio. Ma figurati, grazie a te. E c'è ecco, chi alza la mano vi chiedo di scrivere in chat, così poi io posso leggere a Livilla, perché poi altrimenti dobbiamo aprire tutti i microfoni e si rallenta la trasmissione. Grazie. Ok, allora gli lascio all'interlocutore il tempo di scrivere, all'interlocutore e interlocutrice, e poi io mi fermi tu, insomma, intanto vado avanti, faccio vedere questo video, tanto ci prendiamo 2 minuti. Ecco, questo è un video che è stato fatto davanti a degli alveari, c'era stato un avvelenamento, l'apicoltore non se n'è accorto prestissimo, quindi siamo intervenuti, e era anche consapevole del fatto che molto probabilmente non era il primo avvelenamento della stagione, e dopodiché le arnie sono state spostate a seguito di questo episodio. Questo per farvi un pochino vedere che ci sono alveari che manifestano di più, non molto di più in alcuni casi, ma di più di altri. E questo perché di solito sono intanto i capofila, che sono quelli che sono più esposti alle correnti e quindi alle derive allo stesso modo. E poi il classico alveare, vedete questo fuco che insomma rantola male, ha degli spasmi importanti. Ci sono diverse categorie di riconoscimento. Quando si testa un determinato principio attivo, si guardano gli effetti sugli animali, ci sono dei macro effetti e l'identificazione del macro effetto. Quindi abbiamo gli spasmi, abbiamo l'animale moribondo e abbiamo l'animale morto. Questo per una macro divisione anche qui di quelli che possono essere gli effetti. Di solito, a meno che non ci sia un non affetto, quindi a meno che non venga manifestato, queste sono tutte escalation che poi portano necessariamente alla morte dell'animale. Partiamo da quindi gli spasmi, passando a un moribondo, passando a in alcuni casi agonizzante, nel senso che vediamo semplicemente l'animale ci pare morto, però ancora respira, e poi abbiamo la morte. Quindi capite che è un calvario lunghissimo per le api. Per noi magari è un lasso di tempo molto piccolo, ma se lo paragoniamo al loro lasso di vita fanno una discreta agonia, devo dire. Ok. Livilla così hanno scritto, dice: il lavaggio degli atomizzatori viene fatto con acqua e detergenti specifici, non è idoneo per l'arnia? Allora, non so, dipende come hai trattato secondo me l'arnia, cioè non vorrei che si rovinasse il legno, dipende un po', però se l'hai trattata dentro e fuori, questa io ammetto la mia ignoranza, che non li ho mai usati, quindi non lo so, però dipende secondo me da come hai trattato il legno. Il rischio è solo quello di rovinare il legno, però diciamo che lì è un po' già rovinato, cioè io ci proverei comunque, ecco. Ok, grazie. Di Villa forse sono Matteo, forse ha un senso magari quello che è il protocollo anche per abbattere dell'80% la presenza di sporo di peste americana, il lavaggio con l'idropulitrice con acqua calda, insomma, ecco, era una pulizia, ecco, piuttosto che niente, meglio piuttosto, però ecco, utilizzo di detergenti specifici non saprei, ecco. Vengono proposti anche a livello di consorzi agrari dei prodotti che
cancellano anche i residui sulla frutta, ma sono delle panzane fenomenali da chiappasoldi e basta, insomma. No, ecco, io non ho conoscenze in termini di detergenti che vadano bene, perché è una pratica che non svolgo di solito, quindi c'è quella di utilizzare appunto l'atomizzatore o l'idroprolitrice che sia. Per cui sì, secondo me il consiglio che vi ha dato Matteo è più che utile, anzi grazie. Ce n'è un'altra, chiedono, il problema può esserci anche per arnie fatte in casa, ovvero utilizzando legno riciclato ma comunque in buone condizioni? Sì, c'è questo problema e può esserci anche il problema quando è capitato a un caro amico che ha acquistato delle arnie dismesse da un apicoltore e non lo sapeva. Ha preso delle arnie usate, ha messo dentro le famiglie, poi ha fatto analizzare, ovviamente lui è bio, ha fatto analizzare questi problemi di solito capitano, nel senso ci se ne accorge soprattutto con i bio, perché ogni tanto hanno giustamente i controlli e quindi se c'è un problema lo vedono e quando fanno anche analizzare la loro cera, perché magari la fanno lavorare, se loro sanno di non aver utilizzato, è chiaro che c'è qualcos'altro che è riconducibile. Quindi sì, fare sempre attenzione, se prendete della merce da altri, io comunque una disinfettata gliela darei, una bonifica gliela farei. Ecco. Perfetto, ti ringrazio. No, figurati, grazie a te. Ok, allora vi faccio vedere, questa è un'altra immagine, è uno spopolamento, vi dicevo, vedete qui che non abbiamo più il cumulo che vedevamo prima, abbiamo qualche apetta qua e là, che però complessivamente voi dite, vabbè, questi sono 3 alveari, vabbè, queste sono 2 famiglie, un nucleo, però non è così tanto il materiale davanti, soprattutto se noi al posto che avere la terra avessimo avuto banalmente l'erba del campo non ce ne saremmo più accorti. Qua lo vediamo perché c'è la terra, più avanti l'apicoltore non l'aveva visto perché c'era l'erba, quindi anche il discorso di avere sotto il telo paciamante, tenere pulito, questo è un altro modo per far sì che noi ci si possa accorgere tempestivamente di un fenomeno che magari sta andando avanti da alcuni giorni e questo è un modo per accorgersene velocemente. Se avete idea appunto di questa cosa, basta un telo paciamante e il tutto è risolto, o una bella rasatura. Questa è un'immagine, un telaio che vi rappresenta la situazione della covata non presidiata. Qui avete una bella rosa di covata che si sviluppa su tutto il telaino, vedete che le api non la presidiano. Le api, se sono molto giovani, alcune si vede perché hanno i pellettini bianchi e questo è un problema. Questo è un modo per identificare proprio il fenomeno dello spopolamento, quando ci troviamo davanti a una condizione di questo tipo. Qui avete anche qui un po' di mortalità, ma vedete che è un pugnetto di api perché c'è la mano apposta accanto che vi fa capire la dimensione della mortalità. Non è molta, non è elevata, però c'è qualcosa che non va. E qui purtroppo si è sovrapposta dietro, ecco, vabbè, è finita dietro, era anche questa un'immagine, però col video si vede meglio. Allora, nel video, questo è un video di un intervento fatto alcuni anni fa, siamo stati ospiti da un apicoltore, un tecnico, un consigliere, insomma, e io penso anche di non parlare insomma a sproposito se dico che almeno per me è stato fonte di conoscenza questa persona, perché mi ha introdotto all'argomento, mi ha sempre supportata e tante volte ho avuto anche l'occasione di confrontarmi con lui e ho sempre trovato un grande spunto e insomma ci racconta anche quello che vede, perché era una delle prime volte che io personalmente, ma anche il mio collega che c'era e riprendeva, era in campo e quindi facevamo appunto questa idea della situazione. Lui ci raccontava il perché ci aveva contattati e quali erano i segnali ben evidenti di cui si era accorto. Posso parlare? Allora, Piario Cicognina, siamo in provincia di Cremona, sulla fioritura del Tarassaco. Qua abbiamo un melario di 7, 8, 9 kg, ma non capiamo chi ha fatto questo miele, perché le api sono sparite. Non abbiamo più api. Adesso controlliamo nel nido. In questo periodo qua la covassa dovrebbe essere presidiata, ma come potete vedere
ci sono veramente poche. E iniziano a nascere le api giovani che mascherano lo spopolamento. Se noi ci immaginiamo di raggruppare questo numero di api in un sesto, dividiamo il terreno in sesti, queste api occupano un sesto. Mancano 5 sesti di api per facciata. Grazie. Ok, quindi l'idea è questa, cioè che noi si utilizzi la tecnica dei sessi o la tecnica del Coleval dovrebbe essere per un apicoltore esperto piuttosto semplice riuscire ad identificare il quantitativo, la percentuale di api che sono presenti e che presidiano la covata. In questo caso, in piena stagione, in pieno raccolto, noi non possiamo avere un sesto, come ci viene detto nel video, di api, un pugnetto di api che presidiano la totalità del telaino di covata e gli altri 5 sesti essere completamente sprovvisti di api. Questo è un problema, però dobbiamo fare attenzione. Ok, come possiamo intervenire? Bene, entriamo nel discorso di quella che può essere un principio di collaborazione, un'idea di collaborazione che deve essere anche e soprattutto finalizzata all'ottenimento di un risultato comune. Api Lombardia nel 2021 fa espressamente richiesta e evidenzia questa problematica alla Regione Lombardia, che all'interno di quello che è il suo organo competente che fornisce fondi e garantisce quella che è l'attività di assistenza tecnica, stila insieme a tutta una serie di persone competenti, sanità, eccetera, eccetera, sanità animale ovviamente, stila quello che è la guida del settore apistico con diversi capitolati. Io non entro nei meriti degli altri capitolati che non mi competono, che comunque non competono a noi questa sera, entro nel merito di quella che è stato il nuovo capitolato adottato dalla Regione, che è il capitolato numero 7, che identifica la procedura per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connessa all'utilizzo di prodotti fitosanitari. Io trovo che questo sia una conquista enorme. Non so, forse mi accontento di poco, però credo che sapere che la Regione quantomeno ha preso in considerazione la problematica, l'ha messa per iscritto e per iscritto ha stilato un piano di intervento e ha identificato le figure di riferimento che devono intervenire e che alle quali competono determinati ambiti, ruoli e di conseguenza modalità di intervento, raccolta campioni, eccetera, sia più che fondamentale, soprattutto per perseguire l'obiettivo comune di cui parliamo oggi. Cioè non possiamo pensare che gli apicoltori e le associazioni da sole si sobbarchino questa problematica. C'è bisogno che ci sia un fronte comune che condivide ma che soprattutto collabora per l'ottenimento del risultato. Ora, io qui vi ho semplicemente rappresentato la parte fondamentale del capitolato. Chiaramente queste linee guida sono fruibili, sono disponibili per tutti, quindi non è sul sito di Regione Lombardia, non ci sono segreti. L'obiettivo qui è raccogliere le informazioni. Quindi il documento ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni che riguardano le cause di moria e spopolamento degli alveari, soprattutto quelle dovute ai prodotti fitosanitari, che possono predisporre in un secondo tempo misure di prevenzione basate sul rischio. Quindi abbiamo anche un follow-up futuro, cioè va bene, raccogliamo tutti questi dati, otteniamo tutte queste informazioni, qual è la finalità? Andare a stilare una linea di prevenzione soprattutto basata sul rischio che i nostri alveari e le nostre api subiscono tutti i giorni. Qui abbiamo le procedure individuate, devono quindi favorire quanto più possibile l'emersione del fenomeno, coadiuvando apicoltori, veterinari, ufficiali e personale delle associazioni apicoltori, tecnici apistici, attraverso l'attività di formazione, con particolare riguardo alle tempistiche di segnalazione. Quindi qui c'è tutto, ci sono i veterinari chiaramente ATS, ci sono i tecnici apistici, ci sono gli apicoltori, c'è gli ZS, ci sono gli organi dei fitosanitari competenti, quindi gli uffici tecnici fitosanitari. Qui c'è tutto quello che dovrebbe essere messo in moto nel momento in cui avviene questo fenomeno, anche perché
se la medesima cosa dovesse succedere a un altro allevatore, che può essere un allevatore di vacche, un allevatore di pesci, di qualsiasi tipo si voglia parlare, io penso che quantomeno ci sarebbe la restituzione del danno. Cioè, se ci fosse un danno a un'altra tipologia di allevamento e quindi a un altro settore zootecnico, sicuramente l'allevatore verrebbe risarcito in maniera molto più concreta e tangibile. Purtroppo noi apicoltori al momento facciamo fatica a ottenere risarcimenti sotto questo punto di vista. Per farlo c'è bisogno di raccogliere campioni che abbiano una valenza legale, e l'unico modo per avere campioni che abbiano una reale valenza legale è quello di passare dai canali ufficiali, e quindi il veterinario ATS e l'IZS sono i due canali predisposti, uno per intanto l'uscita di campo, l'identificazione e la conferma che non siamo davanti a un'altra patologia, ma siamo davanti a un fenomeno, a un ipotetico episodio di avvelenamento. E poi deve raccogliere il campione nel modo migliore possibile. Quindi, se noi riusciamo quanto più possibile a passare questo tipo di canali, possiamo ottenere dei risultati che possono portare poi a eventualmente richiedere un risarcimento danni da parte dell'apicoltore. Nell'insieme di queste persone si aggiungono anche i carabinieri forestali, che sono l'organo competente giudiziario, quindi fanno un po' la parte di quelli che raccolgono la denuncia e che la portano avanti nelle sedi competenti e fanno soprattutto le indagini. Poi vi parlerò di alcuni avvenimenti, episodi successi qui da noi in Lombardia, purtroppo spiacevoli, ma che grazie soprattutto al lavoro dei carabinieri forestali siamo riusciti a identificare la fonte primaria del problema e a portare a casa un piccolo, chiamiamolo così, buonostare per l'apicoltore, che non era il massimo, però era un inizio. Bisogna cominciare in qualche modo. Poi abbiamo l'identificazione degli aspetti clinici rilevabili in apiario, e qui è il famoso veterinario, e poi abbiamo la descrizione di quella che è la modalità con cui questi fenomeni possono interessare l'intera famiglia, buona parte delle api, un certo tipo, una certa categoria, come ad esempio le bottinatrici, e eventualmente quali possono essere anche le maggiori predisposizioni che può avere in un apiario piuttosto che un altro un determinato alveare. Chiaramente definisce anche mortalità acuta e spopolamento, e poi in ultimo ma non meno importante ci dice anche un periodo entro il quale è più frequente individuare questa problematica sugli alveari. Da questo grande documento molto interessante che ha dato inizio, e qui soprattutto c'è da ringraziare la parte politica e la parte diciamo strutturale dell'associazione, che è riuscita a portare la problematica all'occhio delle persone competenti e che in teoria avrebbero dovuto intervenire già da prima, però devo dire che questo è veramente un grande risultato. Bene, da qui, dalla produzione di queste linee guida, c'è stata un'estrapolazione e una produzione di linee guida che vengono definite linee guida interne, che quindi sono le linee guida che noi tecnici apistici Api Lombardia adottiamo nella fase in cui dobbiamo fare un intervento legato a un avvelenamento. Io credo che si sia riusciti negli anni a costruire una rete e una capacità di intervento da parte dei tecnici apistici di Api Lombardia non indifferente, però questo ci ha richiesto tanto impegno e tanta fatica, e sicuramente ad oggi possiamo ancora migliorare, però questo vuole essere semplicemente un'idea, un incipit per tutti gli altri che sicuramente possono fare tanto quanto noi, ma anche meglio. Quindi l'idea è quella che possa semplicemente essere uno spunto di inizio per migliorarsi. Bene, le linee guida interne di Api Lombardia più o meno avevano, diciamo, le medesime diciture, avevano delle caratteristiche che però identificavano uno scopo
che era ben diverso dalle linee guida di Regione Lombardia. Lo scopo delle linee guida interne nostre è quello di fornire ai nostri tecnici le indicazioni operative chiare per la gestione delle segnalazioni e delle mortalità spopolamenti degli alveari, con particolare riguardo agli avvenimenti di origine chimica e quindi per uso, maluso di prodotti fitosanitari. E quindi da lì si sono ricavati poi gli obiettivi, che erano più o meno i medesimi, ma semplicemente molto più pragmatici e applicativi, perché di fatto a noi tecnici poi quello interessa ad arrivare dall'apicoltore in maniera preparata, riuscire ad aiutarlo in un momento difficile, perché se c'è l'allerta avvelenamento, quindi si riceve una chiamata, ricordiamoci che appunto voi siete apicoltori tanto quanto me, anche sicuramente più bravi di me, e sono i nostri animali. Per tanti di noi è anche ciò che ci dà da mangiare, quindi diventa un problema enorme per l'apicoltore, e quindi il tecnico, al di là del suo bagaglio di competenza, deve anche abbinarci il suo bagaglio di umanità e sensibilità per riuscire a interagire con l'apicoltore che in quel momento è in una forte situazione di crisi. Ok, come funziona la nostra gestione della segnalazione? Arriva la nostra segnalazione e il fenomeno che ci viene manifestato non è per noi in nessun modo procrastinabile. Queste sono scelte interne dettate dalle linee guida che sono state redatte e accettate dal consiglio e da noi tecnici che ci lavoriamo. Quindi quando viene detto non è procrastinabile, per noi non è procrastinabile, cioè il nostro intervento deve essere garantito in 24-48 ore, non perché ci piace o non ci piace, non perché ce lo dicono le linee guida o non ce lo dicono le linee guida, ma per un semplice motivo. Queste sostanze spesso e volentieri non si riescono più a ritrovare, soprattutto sulle carcasse degli animali morti, dopo queste 48 ore. Perché sono fotosensibili e che quindi si disperdono nell'ambiente in maniera molto veloce e ne rimane ben poco, soprattutto se banalmente le nostre api sono esposte alle intemperie e quindi subiscono anche l'azione dell'acqua. Ok. Poi il tecnico valuta l'attendibilità dell'apicoltore, non perché l'apicoltore non sia una persona attendibile, ma perché delle volte ci sono dei falsi allarmismi o perché comunque il tecnico, soprattutto il tecnico di zona, che è colui che riceve la prima telefonata, conosce perfettamente i suoi associati e sa anche se quel determinato apicoltore può aver avuto dei problemi, ad esempio legati a varroa, perché magari uno banalmente al risveglio primaverile si accorge che ha la famiglia molto debole, eccetera, ha avuto altri problemi di nutrizione, di patogeni, parassiti, eccetera, eccetera, e poi vede passare il trattore e dice è stato l'avvelenamento. Allora bisogna anche che qui il tecnico sia molto bravo intanto a valutare l'attendibilità di quello che ci viene detto al telefono, ma soprattutto che si faccia mandare nell'immediato quante più foto e video che attestano il fenomeno. In questo modo ha già una prima fonte di filtro per capire di che cosa si sta parlando. È chiaro che le morti per fame, ad esempio, si vedono, si distinguono rispetto a un avvelenamento, anche le morti da varroa si vedono sui telai rispetto a un avvelenamento, quindi diciamo che il tecnico deve essere un tecnico apistico competente non solo nell'ambito dell'avvelenamento, ma anche in quello ovviamente delle patologie, quindi deve aiutare l'apicoltore nel discriminare quello che sta osservando. Ok, poi a questo punto il tecnico ha raccolto tutte le informazioni da parte dell'apicoltore, lo mette un attimo in stand-by, gli dice va bene, mi confronto un attimo, decido cosa fare, ci risentiamo tra poco. Perfetto. E in questo momento il tecnico può o iniziare a farsi un'idea, può condividere, noi abbiamo un gruppo, ad esempio un gruppo WhatsApp solo nostro di tecnici apistici che è dedicato solo agli avvelenamenti, in cui tutti i tecnici possono caricare materiale, foto, video e mandare le proprie segnalazioni. In questo modo c'è un momento di condivisione e intanto c'è la condivisione dei file multimediali, quindi abbiamo le foto, i video, ognuno può
in un certo senso interagire e dire quella che è la sua opinione a riguardo, e poi dall'altra parte c'è un momento di confronto. E c'è anche il fattore che alcuni tecnici hanno magari gli alveari nei pressi, nelle vicinanze, e quindi possono recarsi nel breve tempo a verificare che questo fenomeno si sia manifestato anche da altre parti. Quindi questo è un momento di condivisione, confronto e presa di decisione. Allo stesso tempo il tecnico comincia a precompilare un Google Form. Questo Google Form dà semplicemente, se non venisse portato avanti, dà semplicemente l'indicazione a me che il tecnico X ha ricevuto una segnalazione dall'apicoltore Y e che sta valutando. Sulla base di come proseguirà la compilazione, io riesco poi alla fine della stagione a capire se quell'intervento è andato a buon fine, se è intervenuto il tecnico e basta, se è intervenuto il veterinario, se sono stati fatti campioni, e quindi ho un discrimine dei vari interventi che sono stati fatti. Chiaramente questo è un momento cruciale e fondamentale per scegliere molto bene le fasi successive. Poniamo il dubbio, anzi no, facciamo così, decidiamo che è un avvelenamento o che quantomeno il tecnico ipotizza che sia avvenuto questo fenomeno, e quindi deve concordare il momento adatto per fare il sopralluogo con l'apicoltore. Questo perché l'obbligo, l'invito non è che c'è un obbligo, va bene, a volte capita che se il tecnico e l'apicoltore sono in ottimi rapporti, il tecnico vada in apiario senza la presenza dell'apicoltore, però quando ci sono avvenimenti di questo tipo è molto importante che ci sia l'apicoltore insieme al tecnico, perché il tecnico non conosce lo storico di quell'apiario, quello che è successo nella settimana o nei giorni precedenti, e quindi è importante che le domande vengano poste dal tecnico nel modo corretto all'apicoltore, che l'apicoltore sia presente e che soprattutto abbia le informazioni richieste dal tecnico, perché chiaramente gli permettono al tecnico di avere un aiuto. Se l'apicoltore acconsente e se la situazione già dalle foto e dai video ci sembrava sufficientemente eclatante, possiamo concordare anche l'intervento simultaneo del veterinario. Qui, allora, noi abbiamo, in alcuni casi sono i tecnici che negli anni, avendo instaurato un ottimo rapporto col veterinario, contattano direttamente il veterinario, oppure posso essere anche io che contatto il veterinario di riferimento e che metto poi il veterinario in contatto col tecnico. Nell'ultimo periodo cerco di mettere direttamente in contatto tecnico e veterinario, perché io ho sempre questa idea che più passaggi ci sono, più abbiamo margine d'errore. Quindi, siccome mi fido moltissimo del lavoro dei miei tecnici, che so che intervengono nel momento in cui c'è l'avvelenamento, so che poi mi riporteranno e mi racconteranno che cosa ha detto il veterinario, sto cercando il più possibile a chi è erodato sull'argomento di lasciare la totale libertà di contattare il veterinario e di interfacciarsi del veterinario. Quindi diciamo che il mio supporto dal punto di vista del veterinario tendenzialmente subentra nel momento in cui ci sono delle problematiche sulle analisi, c'è l'interpretazione dell'esito delle analisi e o ci sono dei dubbi da parte dei veterinari sul fenomeno, sul verbale da compilare, cioè sono cose un pochino diverse, però almeno l'accordo dell'uscita ci tengo che venga fatto da parte del tecnico, perché è importante che tra tecnico e veterinario si instauri un ottimo legame. In ultimo, ma non meno importante, bisogna allertare tramite, per noi è un gruppo broadcast, in questo modo evitiamo 1000 scambi di messaggi con gli apicoltori che intaserebbero il gruppo, allertare tramite gruppo broadcast tutti gli apicoltori della zona per valutare ulteriori interventi e per capire quanto questo fenomeno si è propagato nell'ambiente circostante. Vi farò vedere poi appunto un paio di fenomeni in cui addirittura siamo andati oltre la provincia, quindi c'è sicuramente da allarmare tutti gli apicoltori che sono presenti e che necessariamente devono essere informati di questo fenomeno. Questo ci aiuta anche a raccogliere più dati, perché è chiaro che se io raccolgo l'informazione qui
E qui io ho una triangolazione e magari ritrovo tutti i medesimi principi attivi. Per chi fa le indagini questa cosa è fondamentale, quindi mi raccomando, se potete, condividete l'informazione di quello che sta succedendo ai vostri alveari anche e soprattutto agli apicoltori limitrofi. Ok, quali sono le procedure attuate dal tecnico nel caso di un sospetto avvelenamento? Interviene nel più breve tempo possibile, contatta direttamente il veterinario ATS di zona, contatta eventualmente anche i carabinieri forestali, qualora l'apicoltore ad esempio volesse sporgere denuncia, se siamo davanti a un caso di mortalità acuta, dubbi non ce ne sono, quello è un fenomeno eclatante, possiamo tranquillamente contattare direttamente i carabinieri forestali per farli venire direttamente a verbalizzare il fenomeno in apiario. L'apicoltore deve sempre essere totalmente d'accordo con questi passaggi, non possiamo fare assolutamente nulla se non c'è il consenso da parte dell'apicoltore, che è il proprietario dell'apiario. E poi l'ultima cosa che fa il tecnico, raccoglie i campioni e affianca nella stesura del verbale. A volte ci capita vabbè, questo lo possiamo dire anche dopo, lo diciamo dopo, va bene. Quindi dobbiamo raccogliere i campioni. Nella raccolta di campioni e nella stesura del verbale è importantissimo che il tecnico affianchi il veterinario, o ci sono anche i carabinieri forestali oppure i tecnici degli uffici competenti dei fitosanitari, qualora dovessero essere sul campo. Questo è un modo come un altro per dare intanto professionalità alla cosa, perché non si vuole togliere assolutamente nulla in termini di competenze, valore, qualità dell'intervento a tutte le altre categorie, però il tecnico è un tecnico apistico in questo caso e quindi può sicuramente dare un supporto e diciamo così, un aiuto nel corretto campionamento, perché anche lì campionare a caso non ha senso. Poi vediamo anche questo. Villa, intanto ti chiedo, Sì. esiste anche in Veneto questo capitolato, che tu sappia? È quello che dicevamo prima della regione Lombardia? Sì. No, non credo. Quella lì è regionale, è una legge regionale. In Veneto voi dovreste rifarvi a quelli che sono le diciture ministeriali e c'è se vuoi poi te lo mando, c'è anche un file compilativo che si può mandare al Ministero della Salute su quelli che sono gli episodi di avvelenamento. Non si richiedono analisi, è semplicemente un file PDF che uno può compilare liberamente per mandare la sua segnalazione. Da questa segnalazione tutti gli anni viene prodotto un grafico che adesso poi magari se poi c'è un momento quando alla fine facciamo le domande vado a cercartelo un attimo, te lo faccio vedere quello per il 2023 perché nel 2024 non c'è ancora, e i dati li riceve il dottor Butinelli. Certo. Lui certo. raccoglie e lui e i suoi collaboratori producono questo istogramma che ci dice più o meno dove sono arrivate le segnalazioni. Non ci dice quali sono i principi attivi, non ci dice che cosa, grandi cose, ci dice solo che quell'apicoltore ha segnalato quel fenomeno. Certo. Un'altra domanda, però secondo me ne parlerai dopo, qualcuno chiede: è utile surgelare qualche campione di api morte per consentire di analizzare eventuali sostanze più a lungo nel tempo? Sì, assolutamente, la catena del freddo deve essere sempre mantenuta, non solo nel tempo breve, ma nel tempo, cioè non solo nel tempo, lungo, e quindi se io lo campiono oggi e poi lo voglio vedere tra un anno, ma anche nel breve. Se appunto quel tipo di modifica e di alterazione del principio attivo che subivano le api in ambiente aperto, se noi non garantiamo la catena del freddo e quindi non stocchiamo in freezer, non in frigorifero, perdiamo tutto, è la stessa cosa, si crea la condizione ottimale per mandare dei campioni che non è che non hanno niente, non hanno più niente, abbiamo perso il dato importante. Perfetto. Okay. Beh, procedi pure, che poi magari quando hai completato questa parte magari facciamo 10 minuti di pausa. Volentieri, va benissimo, sì, chiudo questa parte qui così almeno non interrompo a metà il discorso. Ok. Ah. Allora, sospetto avvelenamento, qui invece siamo dalla parte dell'apicoltore. L'apicoltore cosa deve fare? Allora, contatta subito nel più breve tempo possibile il tecnico di zona, lo preallerta, gli dice: guarda che ho visto questa cosa, ma tu hai sentito altri apicoltori nella mia zona che ti sembra che abbiano lo stesso problema, eccetera, eccetera. Fa
foto, video dell'apiario, degli alveari e manda subito al tecnico e tiene controllata l'attività agricola nella zona circostante mentre aspetta che il tecnico lo richiami e che prenda la famosa decisione che dicevamo prima. Quindi in questo momento lui deve guardare con occhi attenti, che non vuol dire che necessariamente ci sarà il trattore con i trampoli che sta trattando. Magari abbiamo dei residui del trattamento e lo possiamo vedere ad esempio dall'imbrunire, dall'ingiallire delle foglie dell'erba, se ho fatto ad esempio un erbicida, lo vediamo da i cadaveri di altri insetti in zona, se ho utilizzato un insetticida, cioè abbiamo dei segnali che ci permettono di capire più o meno che tipo di fenomeno può essere successo e soprattutto devo guardare anche lo stato del campo che ho davanti, del campo agricolo che ho limitrofo davanti o nei pressi, perché quello è un chiaro segno e ci permette di identificare anche il momento della stagione e il tipo di trattamento che potrebbe essere stato fatto. Questo può essere un ulteriore aiuto per l'ufficio tecnico competente dei fitosanitari che deve uscire, deve fare dei prelievi e quindi deve selezionare bene che tipo di prelievo fare e in quale campo farlo. Ok, e poi deve attendere l'arrivo del tecnico senza effettuare nessuna modifica della situazione riscontrata. Questo lo dico perché purtroppo tantissime volte è capitato che il tempo che il tecnico intervenisse e quegli alveari che sembravano aver accusato maggiormente lo spopolamento erano spariti. No, vabbè, ma tanto anche questi sono stati esposti, puoi campionare questi. Ecco, no, mi piacerebbe prendere un bel pool di pane d'api, ma dove almeno il 40% del mio pool arriva da quegli alveari che hanno un vero danno e che posso quantificare in percentuale di perdita. Se tu mi lasci solo quegli alveari che sì, erano qui, ma dei quali forse quasi non te ne saresti accorto, quello è un problema. E poi io capisco che quando uno si trova davanti a una situazione del genere si fa prendere anche dall'agitazione e dice, boh, è arrivata sera, chiudo e parto e le porto via. No, per favore lasciatele lì il tempo dell'intervento, perché altrimenti, cioè, io capisco, però non riusciamo a portare a casa il risultato comune. Ok, forse mi fermo qui e poi rientro sul kit, così poi parliamo del kit, materiali, di come conservare bene i campioni, che tipo di matrice raccogliere. Quindi se sei d'accordo. Certo, io farei 10 minuti di pausa e quindi sono le 19.06, alle 19.16 ci troviamo tutti qui di nuovo. Va Ok? bene, io spengo Grazie. microfono e telecamera, ma resto collegata. Va bene per te, Daniela? Daniela e Livia e tutti quanti, insomma, ho messo il link di ZS per Grazie, scaricare appunto le linee guida. Ok? perfetto, grazie mille. Fantastico, grazie Matteo, grazie Liviglia, ci vediamo alle 9.16. Nel frattempo chiedo a tutti di rimanere collegati in questa pausa e di non abbandonare perché altrimenti dopo vi devo riammettere uno per uno e diventa un po' complicato. Grazie.
Eccomi di Villa. Ok, io ci sono, per me possiamo riprendere. Sono le 19:16 ora, quindi certo. Ok, allora ricondivido lo schermo. Ok, dovremmo... Dammi tu il via quando vedi la schermata. Sì, sì, vedo tutto. Ok, perfetto. Allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Stavamo parlando di quelli che sono gli interventi e vediamo il kit che è in dotazione ai nostri tecnici apistici per garantire la qualità dell'intervento, ma soprattutto l'assistenza tecnica dovuta all'apicoltore in quel contesto. Allora, il nostro kit è un kit molto semplice, è personalizzato ovviamente, nel senso che poi negli anni ci siamo anche fatti la nostra diciamo borsina da freddo, è una borsa termica generica, noi l'abbiamo fatta appunto con il logo di Api Lombardia, però potete utilizzare una qualsiasi borsa termica. Dovete avere ovviamente dei siberini che siano freddi, perché questa è la funzionalità della borsa termica, senza siberini non garantisce nulla. Ci sono dei contenitori delle urine, quelli classici da 120 ml che riescono a raccogliere a capenza piena circa 300 api e vengono utilizzati per la raccolta delle api morte o api moribonde. Qui è importante, qualora noi ci si trovi davanti a una situazione in cui abbiamo sia api morte che api moribonde, distinguere bene i due campioni e quindi etichettare nel modo corretto quello che stiamo campionando. Se sono api morte metteremo la codifica api morte, se invece stiamo campionando api moribonde mettiamo api moribonde. Questo discrimine è importante perché è chiaro che questo sia un pool, cioè io raccolgo tutte le api morte che trovo o quante più api moribonde riesco a trovare, però è diverso, cioè è più probabile trovare dei principi attivi nelle api moribonde rispetto alle api morte, per un semplice motivo: quelle che sono morte non sappiamo per che cosa sono morte, cioè ipotizziamo chiaramente che sia un fenomeno di avvelenamento, ma non sappiamo il momento della morte, quindi potrebbero essere state soggette alla famosa esposizione che dicevamo prima, e quindi può essere che quel campione non identifichi tutti i principi attivi o la quantità o diciamo la completezza di quello che potrebbe identificare invece un campione di api moribonde. Poi abbiamo i guanti monouso che ci servono sempre per qualsiasi campionamento, è bene averli sempre, non perché fanno tanto laboratorio, ma perché permettono all'operatore di lavorare non toccando direttamente le matrici. Poi abbiamo i sacchettini della Cookie che ci servono ad esempio per campionare la cera o direttamente il pezzo di favo, e quindi, oppure possono anche essere utilizzate per campionare le api, o il polline, che anche qui se abbiamo ad esempio le cassettine del polline e abbiamo un po' di polline si può fare direttamente il sacchetto della Cookie, quindi diciamo che il sacchetto ci serve un po' per tante cose o per campioni molto grandi che nelle provette o nel contenitore delle urine non ci potrebbero stare. Poi abbiamo il cutter che ci serve per tagliare il favo, qualora volessimo fare un prelievo di cera, un prelievo di favo contenente anche del miele, delle provette da 13 ml, in realtà ormai in commercio si trovano da 14 ml che corrispondono a circa 13 grammi di campione, di matrice, che ci servono per il campionamento del pane d'api, e il campionamento del pane d'api può essere fatto o con gli strumenti, quelli per il prelievo del B-bread, quindi il classico strumento da prelievo del pane d'api, ma io storicamente, poi questo è chiaro che è una cosa personale, però vedo che anche i miei colleghi si trovano molto bene, noi utilizziamo il tappo della penna Bic. Ci vuole una certa manualità per evitare di rompere le cellette, però è un ottimo strumento a costo praticamente pari a zero, perché chiunque di noi ha una penna Bic e quindi grazie al tappo della penna Bic, alla parte del tappo più lunga, si riesce ad entrare e a scavare leggermente la celletta per prelevare correttamente il pane d'api. Poi vediamo anche dove è opportuno prelevarlo. E poi abbiamo delle pinzette che possono aiutarci ulteriormente nella raccolta e nel prelievo delle matrici, e abbiamo quello che è indispensabile, il pennarello indelebile, altrimenti non potremmo codificare assolutamente nulla dei campioni che abbiamo davanti.
quello che raccogliamo viene messo immediatamente nella borsa termica vicino ai siberini. In questo modo noi cominciamo fin da subito la catena del freddo. Il tecnico nel minor tempo possibile deve o consegnare i campioni direttamente all'IZS, che deve necessariamente stoccarli in un luogo refrigerato, oppure se sa di non passare subito e nell'immediato alla consegna dei campioni, deve raggiungere un freezer, mettere lì i campioni e successivamente prelevarli e consegnarli, sempre mantenendo la catena del freddo, quindi sempre con i siberini, sempre con la borsa termica, deve portarli poi all'IZS, alla sede dell'IZS per la consegna. Di solito la consegna la facciamo noi, perché spesso e volentieri i veterinari ATS non hanno la possibilità di garantire lo stoccaggio corretto. Quindi, onde evitare problemi legati a uno stoccaggio errato, preferiamo stoccare noi e prenderci la totale consapevolezza e i totali rischi che ne conseguono, ma avere chiaro quello che sono stati i passaggi. Ok, che tipo di campioni vengono raccolti e per quale tipologia di avvelenamento? Se ci troviamo nel caso della mortalità acuta, è più semplice raccogliere campioni, nel senso che ci troviamo davvero davanti a matrici importanti, ma la matrice animale qui è ben evidente, cioè le api morte ce ne sono veramente tante. Più difficile trovare le api moribonde, perché può essere che noi si intervenga tardi, abbiamo detto, e quindi di conseguenza si faccia fatica a ritrovare le api moribonde, le troviamo solo morte. Quindi vale la pena comunque campionare tutte le matrici dell'alveare disponibili per ricercare il più possibile il danno e quindi il principio attivo. Quando si parla di spopolamento invece dobbiamo fare tutta una serie di considerazioni. La prima considerazione da fare, lo vedete qui nella foto in alto a destra, è posizionare le underbasket. Ogni tecnico ha a disposizione, oltre al kit, anche un certo numero di underbasket che gli servono esclusivamente per gli interventi degli avvelenamenti. Come funzionano? Intanto sono delle vasche, chiamiamole così, dei vasconi di legno che sono ricoperti da una rete. Questa rete evita che gli uccelli vadano a rubare le api morte che cadono all'interno delle underbasket. Queste devono essere posizionate ben sotto il pradellino, non deve esserci uno spazio tra il pradellino e l'underbasket, perché altrimenti rischiamo che le api morte finiscano in questo spazio e non nelle nostre underbasket. Questo ci permette di, intanto nell'arco della visita, noi siamo lì, siamo in campo, stiamo guardando gli alveari, ma prima abbiamo posizionato le underbasket, quindi vediamo che cosa succede ai nostri alveari mentre siamo lì, quante sono le api che vengono buttate fuori e che rimangono nelle underbasket, e io so che quelle api o saranno moribonde o saranno già morte, ma sicuramente saranno freschissime, e quindi è quella la matrice animale da campionare. Se riesco a riempire il mio campione di urine, ho vinto. La cosa importante e non fondamentale di più è prelevare sempre tutte le matrici in doppia aliquota. Cosa vuol dire? Vuol dire che dello stesso campione io devo averne 2 copie, che non è che ci sono dentro gli stessi individui, lo stesso pane d'api, lo stesso polline, ma il campione è il medesimo di provenienza, quindi il pool, perché tendenzialmente si fa un pool da tanti alveari, deve rispecchiare quello che è il fenomeno e soprattutto lo deve rispecchiare in entrambi i campioni. Perché? Può capitare che i laboratori di analisi per problemi nel campionamento, a volte si campiona e soprattutto capita con le api, non si fa attenzione a come si sta campionando le api morte e quindi potrebbero esserci pezzi di foglie, legni, terra, tutta questa roba qua nei macchinari che devono fare le analisi non deve esserci perché non riescono a lavorare bene e quindi a volte il campione viene scartato perché non è idealmente utilizzabile per le analisi. Perfetto, noi ne abbiamo 2 di campioni, quindi qualora il primo non piacesse ne abbiamo un altro che può essere analizzato. Può essere la controprova, delle volte non si trova niente nel primo campione, perfetto, facciamo la controprova del secondo, che magari è più rappresentativo. Può esserci una mancanza di materiale, a volte è capitato che si campionasse, questo è capitato ad esempio col pane d'api, un campione insufficiente perché il macchinario potesse girare nel modo corretto.
Se ci sono due campioni, possono o ripetere o implementare il campione iniziale, e in questo modo noi garantiamo che l'analisi venga fatta. Di solito noi preferiamo, proprio reduci da esperienza, fare 2 doppie aliquote. Una doppia aliquota è quella che consegniamo al veterinario, che sarà destinata all'IZS, l'altra doppia aliquota rimane in dote al tecnico, che la conserva qualora decidesse o di farla rianalizzare all'IZS, oppure in alternativa qualora l'associazione o l'associato decidesse di fare analizzare il campione da privati, da laboratori privati. Poi vi dico anche perché c'è questo discrimine laboratori privati, laboratori ZS, perché delle volte c'è, e ne vale veramente la pena, avere la possibilità di farle analizzare privatamente da un laboratorio privato. Poi, sempre per quanto riguarda le matrici da campionare per gli spopolamenti, sicuramente indispensabile il pane d'api. Dove si campiona? Si campiona vicino alla covata, perché vicino alla covata è presente il pane d'api più fresco, soprattutto se la covata non è una covata opercolata. Quindi, quando noi vogliamo andare a scegliere il pane d'api adeguato da campionare per le analisi, bisogna scartare tutto il pane d'api che è presente nei telaini laterali o nei telaini nei pressi, cioè stoccati probabilmente in un tempo pregresso, perché vicino c'è il miele. Questo ci permette di discriminare e avere, non dico la certezza, ma una buona probabilità che quel pane d'api sia un pane d'api fresco, e quindi c'è più probabilità che sia stato raccolto e prodotto dal raccolto che le bottinatrici hanno fatto nel lasso di tempo di esposizione a un determinato principio attivo. Quindi se noi campioniamo bene nel punto corretto della famiglia e del favo, abbiamo maggiori chance di riuscire ad individuare il principio attivo e quindi ad identificare la fonte dell'avvelenamento. Vedete qui nell'immagine come viene fatto il campionamento del pane d'api con la penna Bic, il tappo della penna Bic. Questa è la provetta da 14 ml, il tappo della penna Bic entra all'interno della celletta e tira fuori un determinato quantitativo di pane d'api. Idealmente noi dobbiamo arrivare, per avere un campione ottimale, a completare la nostra provetta da 14 ml. Perfetto, poi posizionamento dei cassettini per la raccolta del polline. Se ci sono, se l'apicoltore ne ha, che li metta giù, perché anche lì potremmo ricavare delle informazioni postume. E qui poi c'è quella grande varietà di matrici che sta all'apicoltore se scegliere di consegnare o non consegnare, cioè il favo, il miele, qualora avesse sui melari. Tenete presente che qualora voi aveste sui melari al momento dell'episodio e qualora postumo venissero riscontrati dei principi attivi potenzialmente tossici per il consumo umano, può esserci un ritiro del lotto. Contestualmente, se il veterinario arriva e c'è un melario, potrebbe chiedervi il fermo del lotto, perché non sa quali sono le sostanze, vede il fenomeno, per sicurezza vi dice va bene, fermiamo il lotto di questo miele, verifichiamo quando arrivano le analisi se può essere venduto o meno. Quindi questo è un accorgimento importante. Eventualmente, se il veterinario non lo richiede, l'apicoltore non ne sente la necessità, può anche non consegnare questo tipo di matrici. Considerate che postumo, se dovessero ritrovarsi determinate sostanze, lo dico in particolar modo per il glifosate, che sappiamo essere uno di quegli erbicidi che permane nel miele, se ritrovate questo tipo di sostanze, soprattutto in livelli piuttosto elevati, io lo farei fare un'analisi sul miele che metto in commercio. È capitato a un nostro associato biologico che subisse un controllo e di conseguenza dopo il controllo nel miele ci fosse glifosate, e chiaramente questo miele è stato ritirato e non è stato possibile venderlo. Non sapeva di aver subito un avvelenamento, però si è accorto che il danno era più diffuso di quello che pensava, nel senso che non era solo riferito a quel lotto, ma c'erano più lotti fatti più o meno nel medesimo periodo, più o meno nel medesimo areale, che avevano subito e che nei quali veniva ritrovata la sostanza. Quindi mi raccomando, soprattutto nel caso del glifosate, fate fare un'analisi anche del miele. Ok.
Vi presento qualche dato. La premessa è che non sono tutti i dati, sono solo una parte, perché altrimenti avremmo dovuto dedicare solo un intervento a questa manifestazione dei dati e a questa discussione. Però sono diciamo quelli un pochino più che ci identificano meglio il fenomeno e soprattutto il danno che possiamo aver subito o quali possono essere le peggiori malpratiche dal punto di vista agricolo. Ok, questi sono i dati delle segnalazioni. Per esempio, qui vi ho preso un'annata sola delle segnalazioni, che è la stagione 2022, che per noi è stata una stagione particolarmente importante dal punto di vista del ritrovamento di alcuni principi attivi. Abbiamo subito 3 diverse tornate e quindi 3 diversi periodi di segnalazioni. Una prima tornata è avvenuta a fine marzo, metà aprile, quindi in un periodo che più o meno coincide con questo, che per noi è il periodo che va a coincidere con la semina del mais, che spesso e volentieri viene fatta con sementi conciate, e al diserbo dei campi, quindi all'utilizzo di erbicidi. In questo caso abbiamo ritrovato, sono state segnalate 7 i potenziali avvelenamenti, quindi sono stati fatti 7 interventi per 14 apiari, per un complessivo di alveari che sono stati più o meno toccati dall'avvelenamento di 493 alveari. Questo è stato un danno molto importante e l'abbiamo ritrovato in 4 province lombarde. Il fatto che noi non lo si abbia ritrovato da altre parti non vuol dire che non ci sia stato, vuol dire che semplicemente le segnalazioni che sono pervenute esclusivamente da questi apicoltori. Poi abbiamo una seconda tornata che si è manifestata nel periodo di aprile-maggio e che ha toccato principalmente le questioni legate all'utilizzo dei fungicidi e degli erbicidi in contesto vitivinicolo, a tornate ripetute. Qui abbiamo le segnalazioni da parte di 4 apicoltori, interventi sempre appunto a carico dei tecnici, con 6 diversi apiari per un complessivo di 235 alveari che sono stati toccati dall'avvenimento. E poi abbiamo un'ultima tornata, che è quella che è avvenuta nel periodo di giugno, che si è concentrata nella zona di Bergamo e Brescia e che ha coinvolto la zona vitivinicola, ha coinvolto i trattamenti antizanzare, soprattutto nella zona di Brescia, e quindi trattamenti biocidi e trattamenti insetticidi su altri tipi di piantagioni, quali potrebbero essere il mais, piuttosto che l'inizio poi delle preparazioni per i campi per la medica. Questa è un po' la panoramica che abbiamo noi in questo momento. Questi sono i principi attivi che sono stati ritrovati nel 2022. Intanto l'identificazione del tasso di tossicità alto, medio, bassa è preso dal dossier che viene prodotto tutti gli anni dall'osservatorio. Poi dopo ne parliamo e intanto ne approfitto ovviamente per ringraziare tutte le persone che lavorano e collaborano per la stesura di questo dossier, che io trovo fantastico, perché è veramente molto pratico da utilizzare quando mi trovo a parlare con agricoltori, apicoltori o con altre parti, funzionari. Questo è lo strumento che più facilmente riesco a utilizzare e che mi aiuta sempre nello spiegare determinate dinamiche. Arriviamo, queste sono sempre le nostre 3 macro categorie. Dal punto di vista dei fungicidi, ne abbiamo ritrovati nella maggior parte a Mantova e a Brescia. Abbiamo dei fungicidi a tossicità media e dei fungicidi a tossicità bassa, però comunque venivano ripetuti e si ritrovavano più volte nel corso dei campionamenti che venivano fatti a distanza di tempo. Abbiamo gli erbicidi, quelle sostanze, quei principi attivi che vedete con l'asterisco sono quei principi attivi che hanno e danno danni subletali, quindi che possono dare poi danni dopo futuri o comunque che sono quasi impercettibili, che non causano una letalità ma che danno problemi alle famiglie. E li troviamo a Bergamo, Cremona, Rodi e Mantova, zone interessate principalmente dall'agricoltura del mais, e quindi sicuramente qui c'è un impatto importante. Non abbiamo riscontrato nessun erbicida a tossicità bassa, e questo già è indicativo sulla scelta o non scelta da parte degli agricoltori.
di un certo tipo di principio attivo. Infine vi presento gli insetticidi, che sono quelli che per noi risultano essere le sostanze più tossiche in assoluto. Li abbiamo trovati a Cremona, a Lodi, a Mantova e a Brescia. Vedete che hanno tutti una tossicità alta, tranne l'acetamiprid che ha una tossicità media, ma che di fatto causa danni subletali e quindi poi dà dei problemi. E poi abbiamo un fantastico, diciamo, attore che è il bifentrin. Il bifentrin è un insetticida che in teoria deve essere stato revocato già nel 2011, poi sono state date delle deroghe per dei fondi di magazzino, però insomma qui siamo nel 2022. Morale, come poteva esserci questa sostanza all'interno degli alveari se di fatto questo principio attivo doveva essere stato revocato già da tempo. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri forestali. Devo dire che in Lombardia abbiamo un referente regionale che è davvero molto competente. È il maggiore Filippi, è una persona squisita che ha un interesse elevatissimo per l'argomento e che soprattutto cerca sempre di dare un aiuto quanto può. Quando ho fatto questa segnalazione, l'ho sentito, gli ho fatto presente questo ritrovamento e ho fatto presente che comunque gli apicoltori avevano subito un danno importante e che erano pronti a fare denuncia. Intanto vi faccio notare che l'abbiamo ritrovato a Cremona e l'abbiamo ritrovato a Mantova. Sono due province strettamente limitrofe. Gli apicoltori non sono ovviamente gli stessi, sono due apicoltori che hanno apiari nella zona, uno in una provincia e uno in un'altra, che non sapevano di aver preallertato nei medesimi giorni i tecnici di una e dell'altra zona. E dall'esito delle analisi è uscito proprio il medesimo principio attivo. Quindi abbiamo comunicato queste informazioni ai nostri carabinieri forestali. È stato dato il via alle indagini che ad oggi si sono concluse, quindi possiamo parlarne in maniera, va bene, non esplicita facendo nomi e cognomi, ma possiamo dire cosa è successo. Dalle indagini condotte da parte dei carabinieri forestali, che grazie alla nostra localizzazione degli apiari, all'areale di bottinatura delle api, alla distribuzione dei campi agricoli circostanti, sono riusciti ad identificare un agricoltore che a casa sua faceva delle sementi conciate artigianali con dei residui di magazzino di bifentrin e che li distribuiva a tutti gli agricoltori delle zone che erano ben contenti di pagare un prodotto a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che era il prezzo di mercato. E quindi questo agricoltore chiaramente è stato denunciato, è stato multato, gli è stato revocato il patentino dei fitosanitari e la conseguenza è stato che ha dovuto, in un certo senso, in certe quantità in cui io non entro nel merito, risarcire il danno provocato. Ora, io credo che questa sia molto indicativo di quello che noi possiamo fare nel momento in cui ci troviamo davanti a un'evidenza che è un'evidenza per tutti, nel senso che se questo prodotto non deve essere sul mercato, se c'è, è perché qualcuno l'ha utilizzato sotto banco, l'ha utilizzato male e poi l'ha distribuito. Quindi qui c'è un dolo e c'è persino un guadagno da parte dell'agricoltore che volontariamente ha preparato questo tipo di sementi con questo principio attivo. Secondo me avere uno stretto legame, una stretta collaborazione con i carabinieri forestali ci garantisce una maggior tutela per noi che dobbiamo lavorare con i nostri animali e soprattutto dobbiamo riuscire a produrre. Ok, questi invece sono dati prodotti dal monitoraggio polline, è stato un monitoraggio che è stato condotto dal 2021 al 2023, è stato fatto, poi è stato rifatto nel 2024 ma con modalità diverse e i dati non sono ancora pronti e disponibili, quindi non posso presentarveli, però è stato fatto su scala regionale e quindi bene o male abbiamo raccolto informazioni da tutta la regione e siamo riusciti ad identificare quelli che potevano, qua abbiamo campionato solo polline, quindi c'era un campionamento continuo, una volta al mese, veniva raccolto il polline degli alveari che erano soggetti di indagine e poi veniva fatta l'analisi del polline, che anche lì purtroppo non è la matrice migliore perché può essere soggetta a un'alterazione, un deperimento, non è il pane d'api che è insomma dal punto di vista di quello che può essere la scelta, è la miglior scelta della matrice, però sicuramente ci poteva dare un quadro quantomeno indicativo.
Allora, io vi ho riportato, ad esempio, questo è il risultato di un anno del campionamento 2021 in una singola postazione, che è una postazione situata all'interno dei vigneti, che dovrebbe più o meno, pensando a quello che potrebbe essere appunto l'agricoltura o comunque l'abitudine agricola del Veneto, mi sembrava potesse rispecchiare un pochino, chiaro, non è la stessa cosa, è chiaro, però potesse più o meno essere confrontabile con quello che voi potreste ritrovarvi. Risale appunto, vi dicevo, al 2021 e qui vi faccio notare, intanto abbiamo ritrovato il clorpirifos che era a sua volta revocato, quindi anche qui abbiamo qualcosa che non ci deve essere, eppure c'è. Poi abbiamo la spiroxammina, che è un erbicida a tossicità media, che però crea dei forti danni, soprattutto se ingerito, e quindi qui c'è un grosso problema, cioè se io utilizzo un erbicida e non ho sfalciato e quindi le mie piante che verranno neutralizzate dall'erbicida non sono state precedentemente sfalciate, le mie api potrebbero comunque andare a raccogliere nettare e polline da quelle piante e quindi ingerire la sostanza. Poi abbiamo il difeconazole, che è un fungicida a tossicità bassa, ma provoca danni subletali e quindi può essere un danno maggiore postumo o comunque possiamo accorgercene meno del danno evidente, ma è fondamentale che si sappia che appunto provoca seri danni subletali. La metalaxil, che a sua volta è un fungicida a tossicità bassa, che è quello che è stato maggiormente ritrovato, e poi abbiamo l'oxistrobin, che invece è un fungicida a tossicità media che dà anche in questo caso notevoli danni subletali. Tutto il resto non è rumore di fondo, non è roba che non è interessante, abbiamo il Fosmet, cioè abbiamo altre sostanze, però diciamo che quelle che sono state ritrovate in maggior quantità sono queste che vi ho identificato, ad eccezione del fatto che io vi abbia fatto presente che anche qui c'era una sostanza che non doveva esserci perché era già stata in precedenza revocata dal commercio. Questo è invece un grafico a torta che rappresenta, allora non vi ho messo le località perché intanto identificavano degli apiari e quindi per una questione di privacy non ho messo volontariamente neanche le località e non solo gli apiari. Quindi voi avete i nostri 12, le 12 postazioni di prelievo su scala regionale e questo è per singola postazione, quindi relativo colore, la percentuale di principi attivi ritrovati sulla totalità del ritrovamento. Quindi vedete che si identificano bene zone dove c'è un largo impiego e queste sono le zone dove il danno e le conseguenze sono state maggiori sugli alveari e poi invece ci sono zone che hanno avuto un riscontro inferiore e quindi di fatto sono state esposte a un minor numero di principi attivi durante l'anno. Questo è il dato dell'anno 2022, quindi questa è la totalità di quello che è stato ritrovato all'interno dell'anno. Stessa cosa vale per il 2023 e qui abbiamo un piccolo ribaltamento, nel senso che intanto è sparita la postazione numero 12 perché abbiamo perso gli alveari e quindi di fatto qui c'è stato un problema. E il problema era legato al fatto che probabilmente non solo gli avvelenamenti, ma comunque anche gli avvelenamenti avevano dato una notevole difficoltà ai nostri alveari. E quindi riscontriamo che c'è un unico campione che possiede il 37% dei principi attivi ritrovati, che è anche lo stesso campione in cui è stato ritrovato il Fosmet, che all'epoca del precedente box plot che vi avevo fatto vedere non era stato revocato perché si parlava del 2021, mentre nel caso di questo dato, questo grafico che parla dei dati ricavati dagli analisi del 2023, il Fosmet doveva essere assente perché era stato revocato e invece l'abbiamo ritrovato di nuovo. Quindi probabilmente la persona che l'aveva utilizzato in quella determinata postazione è andato avanti ad utilizzarlo e semplicemente nel 2022 non abbiamo beccato l'intervallo giusto per trovarlo. L'abbiamo ritrovato però nel 2023. Perfetto. Arriviamo a pesticidi e regolamentazioni europee.
Allora, in questo momento in Europa c'è un po' di fermento, c'è un po' di confusione, c'è un po' di tutto, però quello che vorrei dire è che si sta lavorando anche sul tavolo europeo per portare a casa dei risultati, e questi risultati saranno sicuramente a beneficio di tutti. Ci sono associazioni, ONG che si occupano della cosa e che hanno tutta la mia stima e veramente tutta la mia comprensione, perché è un lavoro difficile quello di riuscire a portare questa tematica al piano europeo, soprattutto a fronte di quello che è successo l'anno scorso, quando c'è stata una revoca di quelle che erano tutte le strategie che avremmo dovuto adottare in prospettiva del 2030. Quindi questa riduzione del 50% dei fitofarmaci che era prevista è stata totalmente rimossa. Quindi siamo in una situazione in cui è difficile, ma dobbiamo continuare a perseverare e portare avanti questo problema, soprattutto nelle sedi dove il problema deve emergere ancora di più. Quindi siamo fermi al 2009 per quanto riguarda la legge che stabilisce le norme per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, mentre nel 2024 c'è un regolamento che definisce i requisiti per l'approvazione e gli antidoti agronomici dei sinergizzanti, che era quello che vi dicevo all'inizio, e questo è stato veramente una vittoria abissale, perché se ci pensate fino ad oggi abbiamo utilizzato sinergizzanti e antidoti agronomici, ma nessuno si è posto questo problema, questo dubbio quantomeno, e adesso forse riusciamo a parlarne, quindi è in programma il tavolo di lavoro per il riesame e quindi l'eventuale valutazione di rimozione di alcune di queste sostanze dal mercato. E poi abbiamo quello del 2006, scusatemi, che regola la registrazione, la valutazione e le autorizzazioni e le restrizioni delle sostanze chimiche, dei pesticidi, e poi abbiamo quelle leggi che sono delle leggi non obbligatorie, ma che vanno a tutela della protezione degli impollinatori e che l'Europa ci invita a sostenere. Intanto le iniziative sviluppate già nel 2018 a favore degli impollinatori, che non sono vincolanti, lo ripeto, ma che invitano i paesi a lavorarci a riguardo, e poi tutte quelle strategie sul mantenimento, salvaguardia della biodiversità, che avranno l'obiettivo di produrre un calo dell'utilizzo di fitofarmaci e un aumento della biodiversità e quindi a favore dell'impollinazione per il 2030. Quindi diciamo che ci stiamo lavorando. Sono sicura che otterremo dei risultati se ci sentiamo uniti, forti e ci supportiamo a vicenda. A proposito di questo, proprio ieri, come tecnico apistico, seguo anche le tematiche legate a BeLife, che è questa ONG che si occupa di portare in Europa le problematiche che riguardano i pesticidi e le autorizzazioni, e soprattutto a conoscere e a implementare quella che è l'attuale regolamentazione europea. E quindi Noah Simon ha condiviso con noi partner quella che è stato il suo momento di informal breakfast fatto con tutti i deputati europei per rientrare sulla tematica e informare sulla tematica. E quindi un grazie particolare appunto a BeLife e a Noah Simon che porta avanti la problematica. Le richieste che sono state sollevate in quella sede sono state la mancanza di trasparenza e indipendenza del processo di autorizzazione, e quindi la tematica dei grandi difetti storici di essa, l'inadeguata attuazione del principio di precauzione, perché attualmente non è valutato, non è adeguato quello che viene fatto, non c'è un principio di precauzione, l'insufficienza in termini di monitoraggio dei fitofarmaci e della fitofarmacovigilanza. Quindi non abbiamo, dopo che questi fitofarmaci vengono messi sul mercato, non abbiamo dei dati che ci permettano di capire effettivamente che cosa succede e se quello che è testato in laboratorio si manifesta anche in un ambiente naturale e nell'attività di tutti i giorni. E poi i ritardi e l'inefficienza nel processo di autorizzazione dei farmaci. Questo, l'ultimo punto, ha portato a un'enorme diatriba che si è aperta soprattutto nell'ultimo anno, che ci porta alla valutazione di ciò che quelli che sono i principi attivi approvati o non approvati. Se voi guardate questo istogramma molto semplice, vedete che dal 2014 ad oggi la barra dei principi attivi che
non sono utilizzati ma sono impiegati è nettamente più alta rispetto a quelli che sono approvati ed è diametralmente opposta alla situazione in cui ci trovavamo 10 anni fa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire una cosa fondamentale, cioè, ma noi conosciamo realmente quali sono i principi attivi che vengono messi sul mercato o che vengono utilizzati in deroga, che danni possono fare potenzialmente? Tutto ciò che viene utilizzato in deroga o non ha subito il processo di autorizzazione convenzionale con EFSA, oppure non ha ancora nessun tipo di brevetto e quindi non ha nessun tipo di identificazione di un livello, un tasso di tossicità, o in alternativa è stato revocato per danni potenziali a avifauna, fauna acquatica, impollinatori, ma viene giustificato l'utilizzo perché è in stato di emergenza. Ok, ci sono però dei parametri che identificano lo stato di emergenza ed è bene che quantomeno questi vengano rispettati. Questo studio, che è uscito molto recentemente, è uno studio che io ho trovato veramente interessante perché ci fa vedere quanto e quali sono i principi attivi che vengono utilizzati in deroga, per quanto tempo e soprattutto di che cosa stiamo parlando, cioè se sono sostanze che non sono ancora state valutate, se sono sostanze che sono state in precedenza ritirate o se addirittura sono sostanze che vengono praticamente fornite regolarmente. Quindi questo famoso stato di emergenza non viene seguito così come deve essere. Qui vi faccio vedere, questo chiaramente è un'immagine estratta dall'articolo, vi faccio vedere quali sono le coltivazioni per le quali in Italia, ma in Europa in generale, viene concesso più facilmente l'utilizzo di fitofarmaci in deroga, e avete anche il danno, quindi qual è l'insetto o il patogeno, eccetera, eccetera, che provoca il danno. Vedete che praticamente per la drosofila abbiamo, per il danno da drosofila abbiamo tutta una serie di colture e di conseguenza è quella che necessita di maggiori deroghe e è quella che può provocare maggiori danni. Questo è per farvi venire un po' il male dentro, come dico io, nel senso che qui avete l'Europa e avete, numericamente parlando, da il più chiaro al più scuro, quelle che sono le sostanze che vengono utilizzate in deroga e che potenzialmente sono maggiormente dannose, perché non sappiamo il danno che fanno. Purtroppo l'Italia ha il bollino nero, è lo Stato in tutta Europa che acconsente maggiormente all'utilizzo di sostanze, di fitofarmaci che non sono stati autorizzati, testati o che sono stati revocati in precedenza. Quindi noi siamo lo Stato in tutta Europa che giustifica maggiormente questo uso smodato di fitofarmaci in determinate occasioni. Pensate che sempre in questo articolo è presente anche un grafico che riguarda il tempo che queste sostanze vengono utilizzate. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ti giustifico un utilizzo in deroga, questo deve essere fatto per un massimo di tot giorni, che non deve essere superato. Pensate che ci sono a un certo tipo di principi attivi, un certo tipo di colture che devono essere trattate, che non solo non terminano l'esposizione ai giorni stabiliti, ma proseguono per tutto l'anno e vanno avanti anche negli anni successivi. Questo cosa vuol dire? Intanto che non abbiamo idea di cosa vuol dire utilizzare qualcosa per emergenza. Non abbiamo idea dell'efficacia di di quel prodotto in emergenza, perché se devo continuare ad utilizzarlo per riuscire a risolvere il problema, vuol dire che non risolve il problema. Quindi forse bisognerebbe fare un'analisi un pochino più ampia e chiedere appunto nelle sedi competenti le motivazioni per cui vengono utilizzati questi principi attivi in questo modo così errato e soprattutto perpetuo nel tempo.
pensate che questi dati sono dati pubblici, si trovano su EFSA, cioè questo lavoro, questo articolo è stato prodotto raccogliendo dati disponibili e fruibili a tutti noi. Quindi non c'è nulla di segreto, semplicemente probabilmente non abbiamo mai avuto l'interesse nell'andare ad indagare in questo fenomeno. Però vi assicuro che la lettura dell'articolo è, oltre che interessante, anche un po' inquietante. Ok, arriviamo al dossier delle tossicità delle sostanze attive, ve lo faccio vedere perché, come vi dicevo prima, per me è una fonte sempre molto utile. Questa è l'ultima edizione del gennaio 2025, c'è in formato digitale sul sito dell'osservatorio e poi se vi capita magari di partecipare a qualche convegno, alla professionisti, eccetera, eccetera, li trovate spesso, o magari anche a qualche fiera, trovate anche la versione cartacea. Trovo che questo, qui vi ho messo il link comunque se voleste andare a cercarvelo. Questo documento, questo dossier è estremamente utile, intanto perché è un documento che promuove le buone pratiche agricole, fruibile a tutti, di una lettura veramente semplice e che io trovo molto completo. Abbiamo sia le sostanze attive che causano danni letali e quindi è valutata la DL50, quindi la LD50, la tossicità delle sostanze, la mortalità, delle sostanze e anche le tabelle delle sostanze subletali e in ultimo la tabella legata esclusivamente ai biocidi utilizzati per i trattamenti antizanzare. Quindi diciamo che c'è veramente tutto. Quando si parla di T50 parliamo di persistenza di una determinata sostanza all'interno del terreno. Queste sono due valutazioni del terreno e dell'ambiente, sono due valutazioni, in questa tabella sono presenti entrambi. La DL50 è la quantità di un determinato principio attivo in grado di provocare la morte del 50% degli organismi esposti. Chiaramente questi dati sono dati da laboratorio e in alcuni casi avete i dati da ingestione. E poi recentemente è stato implementato, come vi dicevo, per la DT50 che riguarda la persistenza delle sostanze attive nell'ambiente, soprattutto nel terreno, e quindi il tempo necessario per ottenere una degradazione del 50% di quella determinata sostanza. Scusate un attimo perché mi sa che ho dimenticato, scusami, arrivo subito, datemi un secondo perché sento bussare, potrei aver lasciato le chiavi nella toppa e aver bloccato tutta la mia famiglia fuori, scusatemi. Nessun problema. Scusate. Pane, non senti niente. Ok, tornata, perdonatemi. La diretta. Sì, li avevo chiusi fuori. Errore mio, avrebbero potuto sfondare la porta, ma non ci sarebbero riusciti. Quindi niente, torniamo al discorso del dossier. Il dato ovviamente è sempre indicativo, in quanto moltissimi fitofarmaci non causano una mortalità, ma altrettanto danno danni poi in termini di fisiologia e soprattutto danno danni a tutti i pronubi in generale e non solo alle api. Ok. L'obiettivo di questo dossier è quello di fornire, come vi dicevo, uno strumento utile per la condivisione con gli agricoltori, con gli apicoltori e ha appunto un linguaggio di facile comprensione. Quali sono i livelli delle sostanze? Abbiamo una tossicità elevata, identificata con questo colore rosso molto semplice e identifica una DL50 inferiore ai 2 microgrammi ape. E poi abbiamo una tossicità intermedia che è compresa tra i 2 e i 100 microgrammi ape e una tossicità bassa che invece è superiore ai 100 microgrammi ape. Non viene fatto solo su api da miele, è presente anche l'identificazione della tossicità per bombi e osmie in alcuni casi e ci sono, come vi dicevo, anche la tabella degli effetti subletali e la tabella dei principi attivi utilizzati per la lotta alle zanzare. Questo lo trovo veramente un documento molto utile e semplice che ogni apicoltore dovrebbe sempre avere in tasca. Bene, siamo un po' sulla fine, spero di non avervi tediato troppo.
Arriviamo al punto delle buone pratiche agricole. So che voi non siete agricoltori, magari qualcuno di voi è anche agricoltore oltre che apicoltore e quindi può sicuramente ritrovarsi in queste buone pratiche che riguardano la salvaguardia delle api e degli impollinatori tutti. Evitare trattamenti insetticidi, soprattutto se sistemici, nei giorni antecedenti alla collocazione degli alveari per il servizio di impollinazione. Cioè, se vengo a farti un servizio, per favore non uccidermi le api, o quantomeno dimmelo, che vengo magari un paio di giorni dopo. Anche questo è successo. Ridurre, se non è possibile evitare, trattamenti in fioritura con fungicidi o comunque scegliere quelli che sono meno tossici per gli impollinatori. Poi, presenza di fioriture spontanee nell'appezzamento da trattare. Effettuare sempre lo sfalcio almeno 2 giorni prima del trattamento. Quelle piante restano attrattive per i nostri insetti impollinatori. Quindi se non avviene lo sfalcio in tempi tempestivi, il rischio è quello che comunque le api vadano a bottinare queste piante che hanno subito e sono state esposte al trattamento. Evitare l'apertura delle reti antigrandine durante la fioritura perché disorientano gli impollinatori. Queste vengono utilizzate soprattutto nelle zone di montagna, piccoli frutti e quindi o frutteti in generale possono avere in dotazione le reti antigrandine. Effettuare i trattamenti consentiti se necessari, preferibilmente nei periodi della giornata in cui le api non sono attive, quindi o la mattina molto presto o ancora meglio all'imbrunire la sera. Questo è tutto nel decalogo, cioè è nell'elenco delle buone pratiche. Io ho il patentino dei fitofarmaci, per esempio, quando sono andata a sostenere l'esame, questo è oggetto d'esame. Tutti gli agricoltori che hanno un patentino per i fitofarmaci non possono fare finta di non sapere queste cose perché sono oggetto d'esame e quindi sanno perfettamente che se trattano devono trattare in un momento in cui non c'è attività di volo e non ce n'è. Poi evitare di applicare trattamenti nelle giornate ventose, questo può causare deriva del trattamento, quindi l'agricoltore spruzza qui e tutto quello che ha spruzzato mi arriva addosso agli alveari o addirittura arriva nelle bordure di campo, nelle zone dove magari ci sono delle piante spontanee che sono oggetto di impollinazione e questo è un altro problema. E se possibile impiegare trattamenti e le sostanze attive meno tossiche con meno effetti subletali nei confronti delle api. Quindi invitare gli agricoltori a scegliere bene i principi attivi che devono utilizzare e soprattutto a non ripetere continuamente il trattamento quando si rendono conto che quel trattamento non ha funzionato, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, ma non è ripetere e continuare a creare bioaccumulo che sicuramente darà beneficio, anzi di solito è l'effetto diametralmente opposto. E si è visto da studi recenti sulle piante, soprattutto in termini di erbicidi, che c'è una resistenza all'erbicida stesso, quindi c'è una modificazione della pianta che riesce a essere resistente all'erbicida e quindi più noi utilizziamo una determinata sostanza, ripetiamo la determinata sostanza per tot anni e magari ripetiamo nello stesso anno ciclicamente lo stesso tipo di trattamento, perfetto, io non vedo un effetto su queste piante, ma non lo vedo perché ormai le mie piante sono resistenti e questo capita spesso col glifosate, per esempio. Buone pratiche urbane e domestiche. Livilla, posso fermarti un attimo? Devi. Ho io la domanda. Vai. Mi metto dalla parte del cittadino, non tanto dell'apicoltore, perché oggi il seminario è aperto anche ai semplici cittadini, quindi mi metto da questa parte. Io per prima abito, praticamente apro la finestra di casa e tocco il vigneto, ok? Sì. Perché abito in piena Valpolicella, quindi tu potrai ben capire che ho vigneti ovunque, il clou. E mi è capitato più volte di parlare anche con toni piuttosto animati con chi fa i trattamenti in pieno giorno, magari alle 2 del pomeriggio, con un vento piuttosto importante, esatto, elevato, e ovviamente loro ti rispondono, ma guarda, noi i campi ne abbiamo tanti da trattare, di certo non possiamo metterci a farlo la mattina presto o alla sera. Domanda, il cittadino può fare qualcosa? Può avvisare qualcuno?
Sì, certo, può avvisare intanto le GEV, che sono le guardie ecologiche volontarie, e può avvisare anche i carabinieri forestali, perché in questo caso si parla di malpratica agricola. Quindi magari lui sta usando il principio attivo nel modo, cioè ha preso un principio attivo che non è stato revocato, ha il macchinario migliore, quindi insomma non ha, però col vento tu non puoi trattare. Tu col vento, o almeno non lo devi fare nel momento in cui c'è la piena fioritura, la bottinatura delle api e magari tu hai le finestre aperte, perché anche di giorno a uno fa piacere tenere le finestre aperte. Il problema è che se lui tratta col vento, tutto quello ti arriva anche in casa, non solo sulle api. Quindi Certamente. assolutamente sì, deve segnalare la cosa. Può segnalarlo appunto ai carabinieri forestali che escono e possono tranquillamente multare e sono anche gli unici organi competenti che possono andare a vedere il quaderno di campagna, il libro di campagna, perché sono degli ufficiali a tutti gli effetti, quindi possono andare anche a verificare che cosa sta utilizzando l'agricoltore, perché lo sta utilizzando e quale potrebbe essere anche il danno che sta causando a te che sei limitrofa. Certo, ricordo anche l'obbligo da parte degli agricoltori di mettere il cartello prima di fare il trattamento. Assolutamente sì. Quando si fanno i trattamenti c'è l'obbligo di indicare il tipo di trattamento, quindi il principio attivo che viene utilizzato, per che cosa viene fatto e quando viene fatto, cioè il periodo, il momento in cui viene fatto un trattamento. È chiaro che allora, io l'ho visto in alcuni casi quando i campi sono vicini alle abitazioni, perché le persone hanno chiesto espressamente che venisse fatto, e in ambito urbano quando si parla di trattamenti anti-zanzare ed è stato fatto presente al comune che però noi non venivamo avvisati in quanto persone che potevano a loro volta avere dei danni da questo trattamento, anche gli animali nostri, cioè i gatti, i cani, cioè non è che sono immuni a queste sostanze. Certo, anche i bambini aggiungerei. Direi di sì, poverini, che loro maggiormente sono ancora di più esposti, anche perché i bambini giustamente hanno anche diritto a frequentare i prati. Se io faccio un trattamento anti-zanzara su un bel prato e non lo so, e magari mio figlio va a raccogliere la margherita, si sdraia nel prato, cioè c'è tutta una serie di cose che è buon senso, però non tutti lo adottano e questo è un enorme problema. Grazie, scusami. Figurati, grazie a te. E niente, poi passiamo alle buone pratiche urbane e domestiche, quindi questo è rivolto un po' ai cittadini e a quello che è l'uso domestico che noi facciamo di questi principi attivi. Dobbiamo cercare quindi di non utilizzare nel nostro giardino, in contesti pubblici, prodotti fitosanitari dannosi per la salute pubblica, per le api e per l'ambiente. Non siamo in una distesa agricola intensiva, siamo proprio a casa, quindi cerchiamo di tutelare noi stessi. Utilizzare sementi, arbusti e piante per ricoprire circa il 70% del verde pubblico a disposizione. Questo è fatto proprio per dare ossigeno alle persone, oasi agli impollinatori e per creare zone d'ombra. Quindi tutte, diciamo così, i comuni o comunque le amministrazioni dovrebbero incentivare la piantumazione e far sì che ci siano più aree verdi in ambito urbano rispetto che aree cementate. Poi non sfalciare i prati in piena fioritura o sfalciarli alternati ad altri per garantire un habitat costante agli impollinatori. Cioè, quando passa il giardiniere del verde pubblico cittadino che rasa al suolo qualsiasi prato, qualsiasi fiore veda, magari si può chiedere in comune che questo non venga fatto proprio in maniera drastica, il tagliomare rasato a pelle, no? Magari facciamo uno sfalcio meno regolare, sfalciamo proprio quando siamo in una situazione in cui magari quell'erba può essere un disagio più che un pregio. E poi cerchiamo di farlo in maniera alternata, cioè abbiamo 2 campi limitrofi, perfetto, non sfalciamoli tutti insieme, ma facciamo in modo che un primo sfalcio sia compensato dall'altro prato e di conseguenza il secondo sfalcio venga compensato dal riformarsi dei fiori del primo prato. E questo dà beneficio alle nostre api, agli impollinatori e un piacere per gli occhi, ovviamente. Ok? Poi
posizionare eventualmente, evitare, pardon, mi sono perso questo pezzo qua, le potature, le capitozzature, perché queste sono un danno ulteriore, perché per anni poi le piante faticano a rimettere le gemme e di conseguenza a emettere fiori, frutti, eccetera. Si fa di solito per evitare la gestione di tutti gli anni, quindi si fa un anno con una capitozzatura piuttosto violenta e poi dopo qualche anno si rientra e si rifà. Questo è un danno enorme per le piante e anche per gli impollinatori. Posizionare dei bug hotel, ad esempio per le api selvatiche, qualora non ci fossero troppi punti di ristoro. Incentivare i nidi artificiali per l'avifauna. Perché? Perché l'avifauna ci aiuta a toglierci quel disturbo intanto da insetti che non ci piacciono, come ad esempio le cimici, le zanzare. Quindi se noi portiamo uccelli, loro fanno da fitofarmaco naturale, ok? Perché riescono a contrastare in qualche modo e poi in un certo senso diciamo che fino all'avvento dei trattamenti antizanzare le zanzare c'erano, va bene, quindi ad esempio io che abito nella Bassa Padana, quando mi dicono faccio il trattamento anti-zanzare, sinceramente non ne capisco bene quale sia poi l'obiettivo, perché 2 giorni dopo ho ancora le zanzare, ma anche un minuto dopo ho le zanzare. Cioè, se so di abitare in una zona di un certo tipo dove le zanzare ci sono sempre state, anche prima di me, obiettivamente non trovo molto sensato questa cosa. Posso ridurlo il numero, ma lo devo fare in un modo sensato, e quindi qui subentra non utilizzare la lotta adulticida contro le zanzare e quindi incentivare la lotta larvicida e la consapevolezza con i cittadini. Non effettuare trattamenti insetticidi contro gli afidi, perché noi apicoltori facciamo la melata dagli afidi, quindi ci piacerebbe che questi restassero. Capisco che possano non essere bellissimi da vedere, però almeno che non ci facciano i trattamenti insetticidi sopra. Trovare un momento di incontro e confronto per parlare della problematica, apicoltori, tecnici, agricoltori, cittadini, produrre materiale divulgativo ed esplicativo da portare nelle scuole. Questo è fondamentale, perché se vogliamo che il nostro comune adotti un certo tipo di politiche, siamo noi che dobbiamo farci portavoce e portatori di queste cose. Quindi dobbiamo recarci in comune con tutto il materiale a disposizione e dire: io ti fornisco tutto questo, questa è l'alternativa. L'alternativa è etica, sostenibile, garantisce la salvaguardia della biodiversità degli impollinatori, soprattutto ti costa meno. Questa è la scelta. Oppure puoi stare nel tuo, però io il mio dovere di venire qui ad informarti e presentarti l'alternativa l'ho fatto, e soprattutto continuare a battere sulla stessa alternativa, nel senso che io sono 3 anni che provo col mio comune, non è un comune grande, parliamo di 2.500-3.000 abitanti, comprese le frazioni, quindi siamo pochini, però faccio una fatica boia tutti gli anni ad andare a proporre il suo trattamento larvicida al posto che l'adulticida. Quindi se io l'anno prossimo decidessi di non presentarmi in comune a rompere le scatole come faccio sempre, io penso che il mio comune ritorni al trattamento adulticida che faceva fino a qualche anno fa. Quindi diciamo che siamo noi che dobbiamo farci carico di questa cosa in questo momento. Bene, tematica lotta alle zanzare. Sempre in Regione Lombardia, in un periodo più o meno sovrapponibile a quello della produzione delle linee guida per gli avvelenamenti da fitofarmaci sugli alveari, è stato stilato un documento che riguarda le linee guida per la lotta integrata alle zanzare. Questo è un documento prodotto da Regione Lombardia e ATS Monza Brianza. Ci sono i veterinari, c'è la sanità pubblica umana e c'è soprattutto la regione e anche l'associazione apistica a supporto. Quindi questo è un ulteriore documento che ci aiuta nella lotta e nel contrasto ai biocidi. Quindi qui le linee guida ci aiutano a capire e comprendere i motivi per cui è importante fare lotta integrata, perché è efficace la lotta integrata rispetto alla lotta adulticida e soprattutto in quali casi possiamo scegliere eventualmente di adottare l'adulticida consapevoli di quello che stiamo facendo, ovviamente per delle reali necessità. Allora, questo è un esempio del documento che vi fa capire quali sono i focolai larvali non controllati.
Tutti noi nei nostri giardini abbiamo i sottovasi, la ciotola del cane, le gomme esauste delle macchine, i sacchetti di plastica, io ho i bidoni, quelli blu standard, che si riempiono tutta la stagione di acqua e poi stanno sempre pieni. Ecco, queste sono tutte fonti continue di presenza di zanzare, perché qui le zanzare riescono ad andare a deporre le uova, poi arrivano le larve e di conseguenza si sviluppano gli adulti. Se noi riusciamo a controllare questi focolai, abbiamo già guadagnato una buona parte dell'obiettivo finale. Come lo possiamo fare? Basta una banalissima rete. Vedete qui nella foto in alto a sinistra, la rete viene posizionata sopra il tombino domestico, perché le zanzare vanno dentro il tombino e vanno a depositare anche lì le uova. Quindi bastano delle banalissime reti o lo svuoto del sottovaso per garantirci un ambiente meno privo, cioè con una minor presenza di zanzare. E quindi un po' in un certo senso già noi stiamo togliendo il disturbo. Bene, questi invece sono i principali prodotti utilizzati come biocidi per la lotta antizanzare e i relativi rischi. Quindi qui avete i simboli di pericolo, la classe chimica è qua e poi avete il singolo principio attivo. Vedete che la maggior parte di questi sono sinergizzanti, insetticidi o comunque prodotti che devono andare in un certo senso ad ammazzare l'insetto adulto. Se noi andiamo ad agire sull'insetto adulto, non andiamo a togliere il problema, perché il problema sono le larve che diventano degli adulti e che a loro volta andranno a fare delle uova. Quindi, se io è solo momentanea l'enfasi del trattamento adulticida e dovrò ripeterlo necessariamente, questo continuo a ripetere, continuo a creare bioaccumulo e continuo ad esporre le mie api, me stessa, i miei animali, i miei figli a queste sostanze. Quindi, quando posso e devo utilizzare un trattamento adulticida che quindi stermina un certo gruppo di zanzare che sono gli adulti, quando c'è un'emergenza sanitaria, quindi ci sono dei casi di arbovirosi, quando ci sono dei comprovati gravi infestazioni di zanzare in siti sensibili, ad esempio le scuole, gli ospedali, dove ci sono anche persone fragili che potrebbero manifestare delle malattie, oppure in entrambe le circostanze. È chiaro che tutto questo, il documento ci dice che deve rispettare tutte le richieste che sono state espressamente date per poter utilizzare questo tipo di trattamento. E a questo proposito si ricorda anche che il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentato dalla legge del 14 agosto del 2012, che prevede l'utilizzo e il divieto di trattamenti adulticidi al di fuori di queste singole casistiche. Quindi io non lo so, però io posso fare un banale censimento dei comuni a me limitrofi. Sono veramente pochi quelli che non fanno trattamenti adulticidi, ma fanno trattamenti larvicidi. I rischi di un trattamento insetticida sono l'intossicazione acuta per l'operatore, per il cittadino, che non sono stati adeguatamente informati. I famosi cartelli devono essere esposti ovunque con un preavviso e quando c'è scritto di tenere le finestre chiuse e gli animali in casa, noi dobbiamo farlo, perché davvero può esserci un danno e un problema. Inquinamento ambientale, aria, acqua, suolo, quando spruzzano, non è che stanno attenti a non spruzzare sulla pozzanghera, a non spruzzare sul corso d'acqua, viene fatto ovunque, le api e gli insetti vanno poi a bere. L'avvelenamento degli insetti utili e delle api, l'avvelenamento degli animali domestici, la contaminazione e gli avvelenamenti dell'avifauna o dei mammiferi che a loro volta si nutrono degli insetti che sono morti a seguito dell'esposizione, se non muoiono per l'esposizione stessa, e quindi un calo drastico, una riduzione drastica della biodiversità. Quindi abbiamo esclusivamente interventi straordinari o siti sensibili. Questi sono i due macrogruppi che ci fanno scegliere per il trattamento insetticida. Negli altri casi è vivamente consigliato il trattamento larvicida, che viene fatto in maniera molto semplice, molto pratica, che non causa nessun tipo di intossicazione, soprattutto agli operatori. Viene utilizzato nella maggior parte dei casi il Bacillus thuringiensis, che viene
vengono trattati le zone dove si depositano le larve, quindi il trattamento viene fatto nei tombini, nei pressi delle fontanelle, zone urbane dove potenzialmente c'è ristagno d'acqua e di conseguenza c'è una potenziale presenza di uova e di conseguenza di larve. Se noi facciamo bene il trattamento larvicida con i suoi 5 cicli, riusciamo intanto ad ottenere un buonissimo risultato perché non vediamo gli adulti, e questo è insomma il fattore fondamentale dell'efficacia del trattamento. Questo tipo di trattamento non crea danni agli organismi acquatici, sui quali viene fatto appunto anche il trattamento perché io vado a trattare l'acqua, e poi non fa nessun tipo di danno ad api e insetti impollinatori. È estremamente selettivo per le larve delle zanzare. Quindi ci sono delle alternative, dobbiamo scegliere l'alternativa e dobbiamo farci portavoce di queste alternative. Ci sono anche degli allegati, c'è un allegato C che riguarda le note tecniche sull'organizzazione degli interventi e quindi spiega molto bene come devono essere fatti gli interventi, chi sono gli organi che si occupano della scelta, della gara d'appalto, del tipo di intervento che deve essere fatto, sia adulticida o larvicida, e di conseguenza chi deve intervenire qualora non vengano rispettate le norme. Poi c'è un allegato D che informa la cittadinanza e prescrive le categorie di rischio. Quindi questo documento è completo in tutte le sue parti. Arriva all'amministrazione comunale, arriva ai veterinari, alla sanità umana, ai cittadini, c'è tutto. Ed è fatto in una maniera estremamente semplice ed esauriente. Purtroppo non è obbligatorio, malgrado la legislazione ci obblighi ad adottare un certo tipo di trattamento, non è obbligatorio e quindi, cioè non è formalmente obbligatorio, diciamola così, e quindi ogni singola amministrazione comunale sceglie la tipologia di trattamento da fare. Spero di... sì, sono in tempo, guardato l'ora, ok? Arriviamo alle conclusioni di oggi e poi lasciamo un momento per il dibattito e le domande. Allora, conclusioni tratte dall'esperienza fino ad ora. Intanto noi riusciamo a vedere solo una piccola parte del problema. Vediamo, è come se fosse un iceberg, noi vediamo la parte emersa, non vediamo la parte sottostante l'acqua, che è la parte più grande dell'iceberg. Questo perché noi riceviamo delle segnalazioni e quindi riusciamo a intervenire e accorgerci del fenomeno, soprattutto se gli apicoltori segnalano. Se non c'è la segnalazione io non vedo e quindi non posso sapere se questo fenomeno è più o meno diffuso e quant'è la gravità di questo fenomeno. In altra parte, se io posso vedere, posso fare delle analisi, se non cerco non trovo, ma se cerco male rischio di non trovare e di pensare che non esista. È un po' contorto questo pensiero, però è fondamentale capirlo. E qui mi rifaccio anche soprattutto ai laboratori di analisi e alla scelta del laboratorio di analisi e all'OC e all'OD che applica un determinato laboratorio di analisi. Perché ci sono, ad esempio, il laboratorio dell'IZS, qui lo vedete nel punto 5, noi stiamo chiedendo alla regione in questo momento che l'IZS implementi il suo elenco, perché al momento ricerca solo 220 principi attivi e i laboratori privati arrivano a ricercarne fino a 620. Quindi abbiamo un gap di 400 principi attivi. Questo vuol dire che se io mando delle analisi, ma non è aggiornata la ricerca del principio attivo, io rischio di non trovare niente, ma non vuol dire che non ci sia, semplicemente non ho trovato perché non ho cercato, quindi non riesco a giustificarmi il fenomeno, non riesco a capire perché mi è successa questa cosa e non riesco ad imputare la colpa a un principio attivo, a una determinata fonte potenziale e quindi resto nel mio limbo di incertezza e mi provoca una grande frustrazione come apicoltore e quindi può essere che io la volta futura non avvisi nessuno e non faccia assolutamente niente perché tanto non mi sento ascoltato o non vedo la verifica di quello che ho voluto ricercare. L'apicoltore spesso non denuncia l'accaduto. L'ha detto Matteo all'inizio, a volte purtroppo è per evitare ripercussioni, a volte non lo fa perché pensa di essere semplicemente uno dei tantissimi che l'ha subito e dice vabbè fa niente, anche quest'anno è andata così in questo posto, in questa postazione.
Purtroppo, se non si segnala, non possiamo intervenire, non possiamo aiutarvi e soprattutto non possiamo capire e combattere per questa problematica. E poi c'è un altro passaggio, sempre legato agli apicoltori. Bisogna informare altri apicoltori per capire se questo fenomeno è diffuso, fare ulteriori campionamenti e raccogliere ulteriori dati. Come vi ho detto per l'esperienza del 2022, se quei 2 apicoltori lì non avessero segnalato in contemporanea, noi avevamo mandato l'allerta solo nelle 2 province separate e non c'era stato dato nessun tipo di allarmismo. Ma loro erano vicini, quindi se non si fossero accorti di questo fenomeno, entrambi non avessero segnalato, noi non avremmo potuto fare il collegamento e trovare l'agricoltore che aveva appunto alterato le sementi con il bifenthrin. L'importanza tempestiva dell'intervento e dell'esperienza tecnica. Se noi interveniamo nelle 24-48 ore riusciamo a trovare qualcosa. Se lasciamo passare è quasi, non dico inutile, però se passa una settimana il rischio qual è? Faccio fare un'analisi a qualcosa che poi non ha dentro niente. Rischio che il veterinario mi dica ma mi hai fatto uscire, ma mi hai fatto campionare, ma mi hai fatto spendere soldi per niente. Ok, quindi se non c'è la tempestività e l'esperienza del tecnico o l'esperienza dell'apicoltore, purtroppo non riusciamo a vedere i fenomeni di spopolamento, non ce ne rendiamo conto. Poi abbiamo la pericolosità dei costi e l'analisi di rischio. Fondamentale lavorare per poter capire realmente qual è la pericolosità di queste sostanze mischiate tutte insieme e date in pasto, diciamo così, agli impollinatori in generale, e la valutazione del rischio di esposizione che avviene per tutto l'anno. La necessità delle analisi, dell'aggiornamento, ve l'ho detto, e il campionamento della matrice vegetale. Al momento l'ufficio tecnico dei fitofarmaci non è uscito mai. Malgrado ci siano delle linee guida che dicano che loro sono l'organo competente, che loro devono uscire, malgrado il veterinario solleciti più volte l'uscita, non escono. Quindi c'è un problema fondamentale. Se ci sono delle linee guida e qualcuno non le rispetta, bisogna far presente questo problema. Negli ultimi casi, quando abbiamo ritenuto essere fondamentale il recupero della matrice vegetale, abbiamo chiesto ai carabinieri forestali che, essendo proprio dei carabinieri, possono permettersi di fare un qualsiasi tipo di rilievo e di campionamento. In ultimo, vi lascio con una considerazione, diciamo così, personale. Io penso che tanto quanto si parla di cambiamento climatico, di fenomeno climatico, di annate particolarmente sfavorevoli dal punto di vista climatico, dovremmo cominciare a parlare anche di avvelenamenti su scala annuale almeno. Lo dico perché c'è un'enorme differenza tra parlare di clima e parlare di tempo atmosferico, e la differenza è data dal tempo con cui io raccolgo i dati e con cui porto poi in condivisione quello che io ho raccolto. Da naturalista io penso a un ambiente, a un determinato habitat. Non posso vedere il danno da un giorno con l'altro. Io ho bisogno di raccogliere dati su un lasso di tempo molto più ampio. Perciò, quando parlo di tempo atmosferico e faccio le mie previsioni di 3B o insomma alla televisione, posso parlare di qualcosa nel breve tempo, cioè posso dirti ho subito un avvelenamento ieri, questo è il risultato, ma in termini climatici, quindi in termini di un lasso di tempo molto più ampio che va almeno sull'annualità, io a cosa ho esposto le mie api? Cioè qual è il risultato di tutto quello che in un anno le mie api hanno subito? Devo fare un'analisi di questo tipo, non posso più soffermarmi alla foto del singolo esito dell'analisi. Devo andare a valutare veramente il rischio e l'esposizione annuale alla totalità dei principi attivi a cui le mie api sono esposte, perché altrimenti non ha quasi più senso parlare di avvelenamenti, perché il danno è un danno reale, ma che si manifesta spesso e volentieri in un tempo non immediato ma postumo. E questi sono i danni subletali o gli famosi spopolamenti. Questi sono danni subdoli che poche volte riusciamo ad identificare
e che invece dovremmo cercare di trovare i maggiori strumenti per riuscire a parlarne nelle sedi competenti e a portare dei dati che possano raccontare quello che noi tutti i giorni vediamo in campo. Ecco, basta, io ho finito, non vi tedio più, spero di non essere stata eccessivamente logorroica e prolissa. No, ti ringrazio Livilla, penso di poterti ringraziare a nome di tutti. Scusate, ecco, basta. Niente, allora, intanto vorrei comunicare a tutti che l'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto si sta organizzando proprio con Livilla di preparare anche i nostri tecnici per avere una risposta alle segnalazioni. Ovviamente le segnalazioni, come diceva Livilla, devono arrivare. Non abbiate paura. No. Io credo, aggiungerei anche un'altra cosa. Spesso e volentieri le segnalazioni non sono arrivate proprio perché l'apicoltore non si rende conto dello spopolamento e quindi c'è da fare. Quindi grazie, perché abbiamo fatto anche informazione questa Grazie sera. a voi del tempo che mi avete dedicato e grazie davvero per l'interesse alla tematica, che è veramente importante per me. Grazie Daniele. Certo. Ecco, adesso mi si rivede ancora. In chat ho messo, all'inizio si parlava appunto, qualcuno parlava di una marcia. È vero, l'ho detto anch'io. Hai detto che tu, esatto. Il domenica 30 aprile sia in Veneto che in Trentino sarà organizzata una marcia contro i pesticidi. E vi ho messo il link per chi fosse interessato e io spero tanto che voi lo siate e quindi vi invito ad andare a protestare e magari a fare qualcosa per cambiare quel brutto colore blu che solitamente è molto bello, a me piace molto, però su quella cartina proprio stonava tantissimo. Ti chiedo, c'è solo una domanda che ho lasciato indietro, mi rendo conto solo ora. Qualcuno chiede come fa candele con la cera, se è un problema avere tracce di pesticidi all'interno della cera. Allora, sicuramente diciamo che può essere fonte di un problema, questo sicuro, perché di fatto tu vai a lavorare una matrice dell'alveare che potenzialmente ha catalizzato i principi attivi che le api hanno portato. Però diciamo che si può fare l'analisi della propria cera, chi fa lavorare i fogli di solito chiede anche un'analisi, e la scelta migliore è sempre, insomma, sulla cera di opercolo. Se lavori con la cera d'opercolo dovresti avere meno residui e l'alternativa è quella di far fare le analisi. Questo ti garantisce almeno di conoscere, di sapere che cosa c'è dentro la tua cera. Questo. Perfetto, grazie. Ma figurati. Abbiamo anche, sì, esatto, la marcia è il 30 marzo, domenica 30 marzo. Poi sicuramente gli apicoltori su queste marce hanno sempre portato a casa grandi risultati. Quella dei neonicotinoidi è stata una marcia veramente importantissima e quindi se vogliamo farci sentire, secondo me siamo in grado, siamo il popolo giusto. Esatto, anche perché lo scorso anno c'è stata un'ulteriore deroga qui in Veneto per il clorpirifos che prima vedi? Esatto, contro la cicalina. E nel frattempo tutti andavano a camminare, a fare grandi passeggiate con magari donne incinte con bambini, perché sappiamo che il clorpirifos dà danni anche allo stato fetale. Purtroppo sì, esattamente. E quindi è molto importante farci sentire. Abbiamo i complimenti anche dalla VEPA, quindi come vedi abbiamo fatto un buon servizio. Bene. E se non ci sono altre domande possiamo concludere qui. Io ti ringrazio ancora, è stato grazie a voi, è stato davvero un piacere. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buona serata. A voi, grazie. Buona serata, ciao a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie, buona serata. Buona serata e buona cena soprattutto per chi dovesse ancora cenare.
Daniela, riesci a interrompere la registrazione? Sì, Io sono in interrompo auto subito. e sto guidando. Certo, interrompo subito. Grazie.